Buongiorno da Vittorio Veneto, ben ritrovati agli appassionati di sport. Siamo in Piazza del Popolo, stiamo per vivere il ritorno della Maratonina della Vittoria, settima edizione, in programma appunto oggi 20 marzo 2022, un ritorno di una manifestazione che per 2 anni è stata sospesa ovviamente per la pandemia. Ricordo che nel 2020 era tutto pronto e a pochi giorni appunto si è stati costretti ad alzare bandiera bianca. Invece oggi siamo qui, siamo ritornati con un numero di iscritti che ha favorevolmente colpito. Sono oltre 1170 gli iscritti, quindi un risultato davvero importante per una maratonina che sta per cominciare nelle migliori condizioni climatiche. Il sole scalda leggermente, c'è un po' di aria a dire il vero, e come sentirete dietro la mia voce il pubblico si sta scaldando anche grazie allo speaker Alex Geronazzo che ci accompagnerà in tutta questa giornata. La manifestazione comincerà ufficialmente alle 9:30, partiranno gli amici di Diego, li vedete già nelle immagini schierati dietro il nastro di partenza, sono lo storico gruppo che accompagna dei ragazzi in carrozzina e che appunto precederà la manifestazione. Loro partiranno alle 9:30 in punto, alle 9:35 il via ufficiale della maratonina. Come dicevamo, un numero di iscrizioni davvero importante, atleti che giungono da ben 15 regioni, e ci sono anche alcuni atleti stranieri che sicuramente reciteranno il ruolo da protagonisti. Li riconoscerete anche dai numeri di partenza molto bassi. Sono un gruppetto di atleti africani, kenioti, ruandesi, etiopi, burundesi, insomma atleti che sicuramente ci faranno notare in testa al gruppo. Seguiremo la corsa ovviamente da qui, dalla partenza, ma anche lungo il tracciato con la moto guidata da Alessandro Bolzan, il nostro operatore Mirko Andreetta, che appunto seguirà la testa della corsa e ci aggiornerà anche con le immagini per tutta la durata della gara. Sapete che le maratonine per regolamento hanno un tempo massimo di 3 ore, quindi dalle 9:35 alle 12:35 ci sarà l'arrivo dell'ultimo classificato in classifica. Ovviamente speriamo che siano arrivati tutti. Una particolarità: alle 6 di questa mattina è partita, ovviamente fuori classifica proprio perché è partita prima, Silvia Furlani, una atleta di 61 anni che ha la particolarità di soffrire di sclerosi multipla, però non si è arresa a questa malattia che la affligge ormai da una trentina d'anni, e lei si cimenta in queste maratonine dice con un messaggio molto forte: lei porta a spasso la sclerosi multipla. È partita appunto alle 6 di stamattina perché per le sue difficoltà non riuscirebbe a percorrere il tracciato nelle 3 ore previste, ma vuole arrivare assieme agli altri atleti, quindi dovrebbe riuscire ad arrivare entro la conclusione del tempo massimo. È accompagnata da Ercole Lamanna, il nostro amico che corre a piedi nudi. Vedete intanto dalle immagini che la novità di quest'anno della Tenda TV è anche l'immagine dal drone, che in questo momento ci dà un bellissimo colpo d'occhio di Piazza del Popolo, e vedete la bandiera che diciamo calpesteranno gli atleti che si accingono a partire appunto sotto lo striscione di partenza e anche di arrivo. Vedete le immagini che ci mostrano il Viale della Vittoria verso nord, e sarà anche questo non solo il punto dove gli atleti si preparano alla partenza, ma saranno anche gli ultimi metri prima dell'arrivo. Ricordiamo che il percorso prevede la partenza dalla Piazza del Popolo verso sud. Per i vittoriesi che lo conoscono, scenderanno qualche metro lungo il Viale della Vittoria, gireranno a sinistra per via Carducci, per poi rientrare verso nord e all'altezza di Viale Vittorio Emanuele II si dirigeranno verso Costa. E intanto però mi fermo perché stanno per partire gli amici di Diego. Vedete inquadrato il sindaco di Sarmide, Larry Pizzo, che darà il via alla manifestazione. Sarmide è uno dei 3 comuni che vengono attraversati dalla maratonina, ovviamente Vittorio Veneto, poi Cappella Maggiore, Sarmede, si ritornerà a Cappella Maggiore, si scenderà a San Giacomo di Veglia per risalire verso il traguardo qui in Piazza del Popolo lungo la pista ciclabile, punto che dicono gli esperti è decisivo proprio perché è in leggera ascesa e soprattutto è verso la fine delle energie degli atleti. Sentite Alex Geronazzo che sta cercando di scaldare il pubblico, soprattutto per la partenza di questo gruppo
straordinario che sono gli amici di Diego, ragazzi che appunto vengono accompagnati dai loro amici lungo le maratone e maratonine, non solo in Italia, appunto a raccogliere applausi e a vivere emozioni che sicuramente resteranno con loro per sempre. Vedete che siamo ormai vicini alla partenza, non riesco a vedere l'ora, ma insomma dovremmo essere quasi pronti, perché dovrebbero scadere, ecco, a 9:24, tra 6 minuti esatti partiranno gli amici di Diego, quindi bisognerà aspettare 5 minuti, ma ci sarà ovviamente la chiamata dei top runner che nel gergo sono gli atleti, diciamo, favoriti per ruoli da protagonisti, e saranno chiamati uno a uno sotto l'arco di partenza per poi appunto scattare alle 9:35 precise. Vedrete anche i pacer, per i meno esperti. Ricordiamo che i pacer sono questi atleti che garantiscono dei ritmi regolari. Il maratoneta che non è molto esperto, che ha un obiettivo di arrivare al traguardo in un certo tempo e non ha la capacità, diciamo, di regolarsi per quanto riguarda l'andatura, un'andatura regolare per ottenere un certo risultato, si può accodare a questi cosiddetti pacer, che dichiarano prima della partenza quanto ci impiegheranno, e ovviamente basterebbe star con loro e si arriverebbe al risultato sperato. Vediamo inquadrati in questo momento il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto e il sindaco di Sarme dell'Eri Pizzo, che daranno, eccoli qua, che daranno il via appunto agli amici di Diego tra pochi secondi. Verrà calato ovviamente il nastro di partenza, che poi verrà riissato per far partire i top runner e tutti gli altri 1170 iscritti. Mancano ormai pochi istanti alla partenza di questa 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, organizzata come sempre dalla scuola di maratona. Si alza anche un leggero vento, speriamo che il nostro gazebo resti in sede, non se ne voli via assieme alla regia di Federico Campoallorto, e al tempo stesso che non lo ibernino, altrimenti le immagini potrebbero averne delle conseguenze. Salutiamo anche Davide Parpinello, che seguirà con altre telecamere la nostra manifestazione. Davide che sta anche pilotando in questo momento il drone, che ci fa questo bellissimo colpo d'occhio su Piazza del Popolo. Vedete l'arco di partenza, e sotto il quale sono radunati gli amici dietro, mentre un po' più indietro, staccati, vedete che si sta addessando il plotone dei maratoneti, che dopo 5 minuti dalla partenza degli amici di Diego si appresteranno a cominciare la loro fatica. Ovviamente Alex Geronazzo, lo speaker della manifestazione, che vedete di schiena di fronte agli amici di Diego, raccomanda il distanziamento per quanto sia possibile, ovviamente. Va detto anche che i pacer, che appunto ho descritto prima, che servono per dare dei ritmi regolari ai maratoneti meno esperti, si occuperanno anche del mantenimento delle norme per il distanziamento. 30 secondi alla partenza degli amici di Diego, sentiamolo dalla voce dello speaker Alex Ronazzo. 10 secondi al via. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parte la grande kermesse con gli amici di Diego. Grandi amici di Diego, sugli applausi! Ecco, abbiamo visto partire il gruppo degli amici di Diego. Le immagini del drone li seguono lungo Viale della Vittoria. Tra qualche metro gireranno verso sinistra nel teleschermo per dirigersi, come dicevo prima, verso via Carducci. Ecco, vedete che girano in questo istante i primi, e arriveranno fino a via Dante per girare ancora a sinistra, risalire fino all'incrocio
che a Vittorio Veneto è ribattezzato l'incrocio di Gennaro, del nome della storica pizzeria, per poi girare verso destra e puntare verso Costa e quindi verso Cappella Maggiore. Nel frattempo la musica è calata perché stanno per avvicinarsi all'arco di partenza i top runner, che verranno chiamati uno per uno per un applauso, diciamo, iniziale. Ecco la presentazione dei top runner. I top runner alla partenza con il pettorale numero 1 per il Kenya, Peter Luanigi Nieru, con il numero 2 per il Ruanda, gruppo sportivo Vecchiella Garfagnana, Jean-Baptiste Simukeka, con il numero 3 per il Burundi, Kavalin Nahimana, con il numero 4 per il Kenya, Eric Mutomi Riungu, con il numero 5 per il Kenya, Zipora Wanjiru Kingori, con il numero 6 per l'Etiopia, Asmerework Bekele Welkeba, con il numero 7 Valentina Bernasconi, con il numero 8 Andrea Mason, con il numero 9 Leonardo Deitos, con il numero 10 Erika Franzolini, con il numero 11 Steve Pibalo, con il numero 12 Abdullah Bamussa, con il numero 13 Radwan Hamedi, con il numero 14 per il Kenya Mike Kipruto, con il numero 36 all'esordio Alderico Tonin, con il numero 37 l'uomo più conosciuto dell'Ultra Trail italiano Ivan Geronazzo. Abbiamo sentito la presentazione dei top runner chiamati uno ad uno dallo speaker. Abbiamo sentito anche il nome di Leonardo Deitos, vittoriese, noto perché è un ex azzurro di marcia, e la particolarità è che lui farà la maratonina ma la farà marciando, quindi adottando la sua specialità. Ci ha promesso ieri che sarebbe arrivato in 1 ora e 41 circa, vedremo la sua precisione, di sicuro sarà una prestazione importante, 20 km in 1 ora e 41. Mancano 2 minuti alla partenza, vedete i top runner distanziati sulla bandiera italiana, chiaramente sono distanziati in base alle norme, hanno anche la mascherina che indosseranno per i primi metri, poi potranno ovviamente toglierla. In fondo vedete tutto il gruppone degli atleti che si apprestano alla partenza. È stato citato dallo speaker anche il vittoriese Alderico Tonin, un ex azzurro della corsa in montagna che si cimenta per la prima volta in una mezza maratona. Valentina Bernasconi, che è stata citata tra le top runner, anche lei vittoriese, già azzurra in pista, ha vinto già 2 edizioni. Sentiamo l'inno nazionale.
Signori, siamo ora agli ordini della FIDE. 30 secondi al via. Partita la settima edizione della Maratonina della Vittoria fino ai 500 metri dopo il via. Ricordo di mantenere indossata la mascherina. Oltre i 500 metri conservate la mascherina fino al ritorno, grazie, vi servirà dopo. Mantenete il distanziamento, mantenete i protocolli, ma soprattutto adesso è il momento di buttarla giù tutta. Forza ragazzi! È uno spettacolo indimenticabile, una stuola di colori da Vittorio Veneto, in diretta sulla Tenda TV, 1200 uomini e donne che corrono verso la propria vittoria. Signore e signori, buon divertimento, ciao! Sono partiti tutti, non sento gli applausi, su! È partita la settima maratonina della vittoria tra i comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Sarmede, uno spettacolo di corsa per 1200 partenti quest'oggi. E un saluto ai Pacers! Grandi, il gruppo Gli Originali, ciao! Ci rivediamo tra un'ora e qualche minuto. Abbiamo visto la partenza con la voce dello speaker Alex Ronazzo, vediamo le immagini dal drone che indicano appunto che i primi, e come era prevedibile, sono il gruppetto dei top runner, anche perché va detto che sono partiti con qualche metro di stacco. Il sole è calato, si è alzato anche un vento che può essere fastidioso per noi, per gli atleti lo sentiremo quando arriveranno. Chiaramente la gara cambia varie direzioni, per cui in certi momenti il vento li aiuterà, in certi altri momenti li ostacolerà. Vedete che il gruppetto dei fuggitivi è ovviamente guidato dal gruppo degli atleti africani che stanno percorrendo in questo momento viale Vittorio Emanuele e si stanno per avvicinare alla curva in fondo al viale, dove gireranno verso destra, verso sud, verso appunto il quartiere di Costa, dal quale poi si avvicineranno a Danzano e per poi scendere appunto verso Cappella Maggiore, risalire verso Sarmede. Vedete il gruppetto degli atleti kenioti che stanno guidando il gruppo, assieme anche a Abdullah Mamussa, azzurro dei 3000 di origine marocchina, che è conosciuto molto anche qui a Vittorio Veneto perché ha gareggiato da ragazzo per la squadra di San Giacomo di Veglia. Vediamo che il gruppo ormai è lanciato verso la curva che porta verso Costa e come forse intravedremo dalle immagini si è già creato un certo vuoto alle loro spalle, come era peraltro molto prevedibile. Vediamo che appunto il gruppetto è compatto, sono 6 o 7 atleti che però, come vedete, hanno già un ritmo che ha appunto creato un po' di selezione. Tra questi vedete con la maglia della Silk Ultralight il giovane 21enne della appunto Silk Ultralight Vittorio Veneto, Andrea Mason, già triatleta, adesso appunto si dedica alla corsa su strada e al cross. Ha vinto un mese fa il titolo regionale assoluto di corsa campestre
quest'anno a Bruniera ha sfiorato il proprio primato personale, ha fatto 1.06.21 contro l'1.06.17 siglato a Cittadella a fine 2021. Nel 2019, tanto per completare la sua descrizione, è l'atleta appunto con il numero 9 e la canotta rossa della Silca, è stato bronzo ai campionati italiani junior di mezza maratona. Vedete il gruppone, adesso c'è un'immagine dall'alto e adesso torniamo in diretta sul gruppo dei battistrada che sta svoltando verso sinistra all'altezza del Victoria Campus e punta verso costa, zona ospedale. Vedete che in testa, adesso se riusciamo a vedere il numero, mi sembra che sia il numero 1, il keniano Nyeru, che appunto guida la corsa assieme a Mason, assieme al numero 12 Bamussa, come abbiamo citato, al numero 14 Mike Kipruto e altri 2 atleti dietro, il keniota Ryungu e il ruandese Simukeka. Vedete che il gruppo ha già un'andatura abbastanza regolare. Gli esperti ci dicono che non bisogna assolutamente cadere in tentazione e farsi trascinare in discesa verso Cappella Maggiore, perché appunto si corre il rischio di andare, come si dice, fuori giri e poi dover pagare lo sforzo nel tratto finale, che invece è in leggera ascesa lungo la pista ciclabile che riporta verso il centro di Vittorio Veneto e quindi verso il traguardo. Vediamo il gruppetto è abbastanza compatto, mi sembra che il numero 1 Nyeru stia cercando un allungo, ma ovviamente gli altri sono in controllo. Stiamo ancora in zona appunto costa, l'ex scuola elementare lo vedete sulla destra e il tratto appunto in leggera discesa verso la zona dell'ospedale. Vedete che il ritmo è abbastanza elevato, come dicevo questi atleti sono in grado, hanno dei personali che permettono loro di ambire sicuramente alla vittoria finale. È da capire anche se riusciranno a battere il record della corsa. Gli esperti dicono che il record è un po' a rischio proprio perché appunto sono atleti di livello. Ricordiamo che il record della corsa sia in campo maschile che in campo femminile sono detenuti da 2 atleti keniani. Kipruto Kek ha fermato il cronometro a 1 ora 06:27 e Vivian Kemboi a 1:15:39, entrambi nel 2019. Vediamo appunto il gruppetto ancora dei battistrada, nel quale si è unito, come fa notare al pubblico Alex Zeronazzo, anche Radwan Ahmedi, marocchino. Ha un personale di 1 ora 02:56, mentre Eric Ryungu è accreditato di 1:04:10 e il ruandese Jean-Baptiste Simukeka, più esperto degli altri. Vediamo il gruppetto, sono 7 atleti, tra cui 2 italiani, Abdullah Bamussa, che ovviamente è di origine marocchina ma è atleta azzurro anche nazionale, e il giovane coneglianese Mason, che abbiamo citato prima, che sta aggrappato al gruppo dei battistrada. Siamo alla rotatoria dell'ospedale per chi conosce Vittorio Veneto e si sta per entrare nel territorio comunale di Cappella Maggiore tra pochi metri e appunto si comincerà una discesa un po' più sensibile, ancora qualche metro appunto, e si entrerà nel territorio comunale di Cappella Maggiore. A sinistra adesso siamo all'altezza del poligono del tiro a segno Vittorio Veneto. Vedete appunto le immagini, il gruppetto ha creato un distacco. Vedete, ecco, adesso abbiamo avuto la conferma, nel gruppo era iscritta e è in corsa anche una ex atleta ai massimi livelli mondiali, la slovena Javornik, ora ha 55 anni ma ha partecipato a ben 3 Olimpiadi, addirittura è stata finalista nei 10.000 ad Atene nel 2004, è stata campionessa europea di cross nel 2002 e nel 2004 e quindi è una autentica stella dell'atletica leggera, anche se ovviamente ha una certa età e chiaramente non può essere più sui livelli di eccellenza di quando era in attività agonistica piena.
Vediamo che adesso gli atleti, il solito gruppetto dei 7 battistrada è molto compatto, è passato appunto ad Anzano in comune di Cappellamaggiore. Tra un po' arriverà la rotondina alla destra della quale si gira verso il Cansiglio. Vediamo che sulla destra i battistrada stanno superando gli amici di Diego, che quindi si sono messi in fila indiana proprio per far passare i battistrada. Un complimento ovviamente a tutti gli atleti che accompagnano gli amici di Diego, perché ovviamente per loro è una maratonina a tutti gli effetti, con la differenza che devono anche spingere delle carrozzine, quindi davvero bravi per lo spirito e per anche l'energia che ci mettono. Eccoci qua, siamo appunto alla rotonda che porta a sinistra verso il Pian Cansiglio, invece andando dritti si scende verso Cappellamaggiore. Avendo superato gli amici di Diego vuol dire che gli hanno già recuperato 5 minuti. 6 gli atleti che, o 6 o 7 gli atleti che stanno guidando la corsa. Tanto ci sono delle folate di vento che per gli atleti che scenderanno verso Cappellamaggiore sarà contrario, perché è un vento che viene da sud. Tutto sommato per gli atleti potrebbe essere un vantaggio se si mantiene questo tipo di vento, perché per il ritorno, diciamo, per la risalita da San Giacomo di Veglia verso il traguardo lo avrebbero a favore. Potrebbe essere appunto un aiuto nel momento finale della gara e nel momento, diciamo, anche più difficile, perché c'è questa leggera ascesa verso il centro di Vittorio Veneto da San Giacomo lungo la pista ciclabile, pista che ovviamente, essendo diciamo, in uno spazio aperto, è anche battuta dal vento. Quindi vedremo se il vento, che adesso dà un po' fastidio, diciamo, perché è frontale, poi sarà posteriore, quindi sarà di aiuto. Vedete che la zona del centro si è un po' spopolata, perché chiaramente gli spettatori si stanno un po' muovendo anche per scaldarsi, perché nonostante il sole, l'aria fresca si fa sentire, ma saranno ovviamente pronti a ritornare non appena ci saranno notizie di atleti in arrivo. Ricordiamo appunto che ci vorrà circa un'ora e qualche minuto. Quanti minuti saranno sopra loro diranno quanto veloce è stata questa edizione 2022 della Maratonina della Vittoria, giunta alla 7ª edizione. Vedete che in questo momento c'è il marocchino Amedi che cerca di resistere al ritmo dei primi. È quinto in questo momento Mason. Adesso sono 6 gli atleti, non vediamo dall'inquadratura se se ne è staccato uno, ma comunque il gruppo mi sembra abbastanza compatto, il ritmo è elevato, ma non sembra che nessuno tenti lo strappo. Ovviamente sono tutti atleti molto esperti e difficilmente ci sarà qualcuno che esagererà in questo punto. Vedete che sono davvero rimasti in 6, forse un atleta ha ceduto un po', qualche metro di distacco. Vedete questo strano atteggiamento di un 5 atleti. Ecco, vedete il 7º atleta che ha qualche metro di distacco, saranno una decina di metri assolutamente recuperabili. 12 minuti di gara. Vedete però che questi metri sono sì una decina, però il passo non è proprio fluido come quello dei primi atleti, però chiaramente sarà da vedere se l'atleta che si è un po' staccato riuscirà a riagganciare i battistrada. Ecco, vedete che stiamo ormai scendendo verso via Livelle, dove si girerà a sinistra verso il centro di Cappellamaggiore. Vedete anche un giudice che stia perdendo contatto in questo momento il magrebino. Ecco Amedi, appunto, come fanno vedere le immagini, è Amedi che è un po' staccato questa decina di metri, mentre Bamussa mi sembra che sia il battistrada in questo momento e Mason è quarto.
quindi c'è già un primo, diciamo, atleta che sta perdendo qualche metro, è il numero 13 marocchino Hamedi, in questo momento sta perdendo e invece contatto Bamussa con il gruppo di testa che vede schierati Nyeru, Simukeka, Ryungu, Mike Kipruto, Mason e Bamussa. vedete che il gruppo rimane compatto. Siamo per arrivare, appunto, siamo all'altezza del campo sportivo, quasi all'altezza del campo sportivo di Cappella Maggiore. Più il ruandese. Ecco, vediamo il numero dell'atleta Battistrada. Ecco, Bamussa, come dicevamo prima, è il battistrada. Mi sembra che il ritmo si sia anche abbastanza elevato, probabilmente la discesa li ha invogliati e ingolositi, e Bamussa ha cercato il cambio di marcia. È da capire se è solo uno strappo o è proprio un cambio di marcia. Vediamo, ovviamente stiamo seguendo con grande attenzione la prestazione di Mason, il coneglianese classe 2000, che appunto cerca di resistere al gruppo degli africani e al ritmo di Bamussa, che è un esperto di gare e quindi sa esattamente quello che fa. Il suo personale sulla mezza maratona, nonostante lui non sia più un giovanissimo, risale all'anno scorso, al 2021, è 1 ora 5 e 10. 1 ora 5 e 10 che potrebbe, se ripetuto oggi, in via teorica, sarebbe sicuramente il primato della corsa, ma è tutto da vedere, è tutto da capire. Allora, mentre seguiamo il gruppo dei battistrada, adesso Bamussa ha ceduto il passo al numero 2, il ruandese Simukeka. Tra poco rivedremo appunto le immagini, eccole qua, le immagini della partenza suggestive dal drone. Vediamo l'effetto davvero straordinario del gruppone che parte. Vediamo, queste sono le immagini registrate della partenza avvenuta alle 8:30, alle 9:35 precise. Vediamo l'immagine di Piazza del Popolo e del condominio quadrilatero. Adesso lo vediamo dall'alto, così capiamo perché lo chiamiamo quadrilatero, perché è un quadrilatero. Finalmente è svelato il segreto del nome, è proprio un quadrato. Vediamo che gli atleti hanno percorso il Viale della Vittoria per un certo tratto, per poi girare praticamente a 90 gradi 2 volte e risalire verso, vediamo le immagini dall'alto. Questo è il tratto di Viale Vittorio Emanuele, o come si chiama Vittorio Veneto, come viene chiamato Vittorio Veneto, Viale Cavallotti, che punta verso l'ospedale e appunto poi porta verso Costa. Intanto siamo tornati in diretta con le immagini dei battistrada, sempre in 6 gli atleti. Quinto chilometro, Hamedi si è staccato, sono rimasti appunto in 6. Nyeru Vediamo altre immagini registrate, queste sono sempre dal drone, nel punto dove appunto gli atleti entrano in Viale Vittorio Emanuele e si dirigono verso est, verso Costa. Intanto alla partenza il vento si alza, speriamo che non voli via il nostro gazebo e non se ne voli via insieme anche la regia e tutto il resto. Intanto vediamo sulla destra le immagini registrate della partenza, come abbiamo detto, dal nostro drone, mentre a sinistra seguiamo le immagini in diretta. Il gruppo si sta aprendo, è un po', si sta forse anche un po' sfilacciando, forse il ritmo è salito ancora e quindi gli atleti non riescono più a restare proprio tutti compatti. A destra intanto continuiamo a vedere le immagini suggestive dall'alto del centro di Vittorio Veneto, eccole qua, che fanno vedere appunto le prime fasi registrate della corsa avvenuta
la partenza è avvenuta, come detto, alle 9:35 precise. Alle 9 erano partiti gli amici di Diego, i ragazzi che appunto seguono, accompagnano dei ragazzi con disabilità con le loro carrozzine. Quinto chilometro. In campo femminile la burundese Naimana e la keniana Kingori sono le due battistrada della gara femminile al quinto chilometro. Un minuto già il distacco della etiope Volkeba. Un minuto dalla terza posizione la friulana Erika Franzolini. Ecco, abbiamo sentito il gruppo delle prime donne. La burundese, la keniana Naimana e Kingori sono le battistrada e Franzolini è quarta a 1 minuto e mezzo. Vediamo le immagini registrate ancora della partenza, sempre dal drone. Questo è il punto dove gli atleti sono rientrati in Viale della Vittoria e puntano, vediamo, verso costa. Vediamo queste immagini davvero suggestive dall'alto del biscione degli atleti. Vediamo a sinistra ancora i battistrada maschi. Come dicevamo, in campo femminile sono una burundese e una keniana le battistrada, staccata di 1 minuto. Staccata di 1 minuto, dicevo, la etiope Volkeba e 1 minuto e mezzo la friulana Erika Franzolini. Vedremo a che punto sarà la nostra concittadina vittoriese Valentina Bernasconi, che si ricimenta nella maratona della vittoria dopo averla vinta nel 2015 e 2016. Vediamo la gara prosegue. Vedete che il gruppo si è un po' sfilacciato e i 6 atleti battistrada non sono più insieme. Si è creato un gruppetto di 3 atleti in testa. Uno è Bamussa e i 2 africani che stanno appunto guidando il gruppo. Qui siamo nel tratto verso il centro di Cappella Maggiore. Vedete che il ritmo è davvero cambiato e gli atleti sono davvero in attacco. Settimo chilometro, 1/3 della gara. Nieru col numero 1 ha cambiato marcia e forse ha deciso di tentare lo strappo, perché il ruandese Simukeka e l'azzurro Bamussa stanno alle sue calcagna. Lui ha provato a cambiare marcia e vediamo se questo gruppetto, questo terzetto resterà unito o se ci sarà davvero uno strappo decisivo agli effetti della testa della corsa. Vedete che lo strappo è deciso, ci saranno almeno una ventina di metri, ma l'impressione è che stiano anche aumentando. Kipruto e Riungo sono in difficoltà. Nel frattempo in difficoltà sono anche qui in zona partenza le persone a trattenere i gazebi e gli striscioni che hanno trascinato a terra anche le transenne. Bello anche vedere degli spettatori che si sono messi di buona lena a risistemare le transenne travolte dal vento che ha spinto sugli striscioni pubblicitari. Anche questo è un bel segno di partecipazione del pubblico, che non se ne sta solo a guardare ma dà anche una mano. Ecco, vediamo queste immagini appunto della partenza con i gazebi posti un po' a dura prova dall'aria. Vedete, questa è la zona partenza, mentre qui siamo tornati sulle immagini dei battistrada. Se non vedo male sono rimasti in 2, Bamussa si sta staccando, quindi Nieru e Simukeka hanno salutato l'azzurro e hanno continuato il loro ritmo accelerato. Vediamo se Bamussa ha ceduto solo un po'
qualche metro o se davvero l'attacco è stato troppo violento per restare al loro passo. Nel frattempo stanno rientrando altri atleti, quindi probabilmente è Bamussa che sta cedendo un po' il passo, soffre un po' di questo ritmo. Vedete che ha perso anche la terza posizione, è passato ormai quarto. Non riusciamo a vedere chi è qual è il numero del terzo atleta. Simukeka e Nieru. Nieru, Simukeka, keniano e ruandese, stanno aumentando il ritmo. Simukeka è l'atleta che è accreditato del miglior personale. Hanno una bella differenza di età, hanno 14 anni di differenza i due. Simukeka è molto più esperto e probabilmente l'esperienza potrebbe essere molto utile a Simukeka a diciamo, equilibrare l'età più giovane dell'avversario. Kipruto ha superato Bamussa al terzo posto e sta cercando di agganciare i due battistrada, Simukeka e Nieru. Vedete che si sta per ricreare un terzetto. Vedete le immagini dalla nostra moto guidata da Alessandro Bozzan e le riprese di Mirko Andreetta, che stanno raccontando quello che sta succedendo in questa fase ormai quasi centrale della Maratonina della Vittoria 2022. Vedete che i due keniani, Riungo e Kipruto, non li hanno lasciati scappare. Simukeka e Nieru hanno dato lo strappo, hanno fatto secco Bamussa, ma gli altri due keniani, Riungo e Kipruto, hanno resistito ed anzi stanno cercando di rientrare sui due battistrada. Si potrebbe quindi creare un quartetto che davvero promette scintille per la seconda parte di gara. Si guarda indietro il keniano con la pettorina numero 1, vedete che Nieru non si fida dei due avversari e nemmeno del compagno, diciamo, del battistrada Simukeka, e sta cercando di capire quanto deve ancora accelerare per lasciare alle sue spalle gli avversari. Allora ricordiamo, stiamo avvicinandosi verso la metà della corsa, quindi circa i 10 km. I due battistrada sono il keniano Nieru col numero 1 e il ruandese Simukeka col numero 2, ma i due keniani Riungo e Kipruto li stanno cercando di raggiungere in testa alla corsa. Davvero un bel ritmo e 4 atleti che si danno battaglia, e questo potrebbe alzare ancora il ritmo e proporre un tempo davvero interessante. Vedete che l'attacco di Nieru non è stato decisivo e i due battistrada Nieru e Simukeka sono affiancati e non si capisce se sia una pretattica o se stiano collaborando in questo ritmo. Fatto sta che i due keniani che li seguono al terzo e quarto posto, Kipruto e Riungu, stanno cercando di rientrare, quindi è davvero una gara che si fa interessante. Stiamo viaggiando verso metà della gara. Ricordiamo che la mezza maratona sono 21 km, quindi sono circa qualche metro, sono circa 10 km di gara, la metà della corsa che sarà in territorio comunale di Salmede, nel quale probabilmente siamo già entrati. Adesso non riesco a vedere dalle immagini. Vedete che in questo momento ci saranno una ventina di metri, Intanto è arrivato vicino alla nostra postazione Vittorio Buriola, che si prende un attimo di riposo
dopo tanta fatica organizzativa. Allora Vittorio, sul risultato della gara non ci possiamo sbilanciare, ma sul risultato organizzativo già un primo bilancio. Sì, avevo pensato che alla partenza di Bamussa e come aveva iniziato potesse resistere bene, non è detto che non venga, diciamo, in ripresa adesso, però sono partiti i keniani che sono veramente forti, stanno muovendo le gambe in una maniera incredibile. Noi li stiamo vedendo in diretta qui su Tenda TV, è veramente di grande qualità. Ascolta, dal punto di vista organizzativo, gestionale, siamo tornati dopo 2 anni di stop, mi sembra che la macchina ha funzionato. Allora, la macchina ha funzionato perfettamente, grazie a tutti i volontari che non finiremo mai di ringraziare anche per le prossime edizioni che speriamo di avere, e sicuramente c'è stato un impegno maggiore dovuto all'emergenza Covid, e quindi anche in quel caso e nello specifico il controllo Green Pass e il passaggio doveroso per la sicurezza è stato fatto in maniera egregia da tutte le persone che hanno collaborato. Avevamo oltre 20 persone per il controllo Green Pass e la consegna pettorali. Grazie Vittorio, in bocca al lupo, buon lavoro per oggi. Vediamo che mi fanno cenno che è stato fatto il giro di boa, quindi dovremmo essere oltre la metà della corsa. Ritmo davvero indiavolato. Vediamo. Mentre tra le donne le notizie che avevamo precedentemente ci davano. Ecco, sentiamo l'aggiornamento della gara femminile. Neimana e Kingori sono ancora in testa alla corsa, e la keniana e la burundese, mentre è staccata l'etiope Volkeba, e dietro di loro anche la friulana Erika Franzolini. Vediamo appunto gli atleti che stanno c'è questa macchina che sinceramente non capiamo, è una macchina di servizio evidentemente, però non capiamo il senso di questa macchina sul percorso. Speriamo che si tolga, ecco. È stata per fortuna superata dalla nostra moto guidata da Alessandro Bolzan con Mirko Andretta. Per una domenica tolto dai campi di gioco e dal fischietto di arbitro, è tornato al servizio per la Tenda TV, di cui è da sempre un validissimo collaboratore. Vediamo appunto i due battistrada, il keniano Nyeru e il ruandese Simukeka, ancora sempre uno incollato all'altro. Sinceramente l'impressione è che non si staccheranno, una cinquantina di metri di vantaggio rispetto a... Ecco. Vedete le immagini, pare di capire che Bamussa fa fruttare la sua esperienza, e Bamussa si è riportato in zona dei due battistrada. Vediamo se riuscirà a riprenderli, anche se i due sono a un buon ritmo, però è da capire se Bamussa riuscirà a rientrare. Come si diceva, è un tratto ostico questo qui, perché c'è anche una leggera ascesa, e quindi sarà da capire se, anche in base al vento, se per i due atleti battistrada sarà un momento di sofferenza o una possibilità di allungare ancora il passo. Abbiamo superato, come detto, metà gara, 32 minuti e 57 dalla partenza, quindi davvero un tempo che si preannuncia davvero interessante. Bamussa è lì, lo vedete sullo sfondo, non sembra in questo momento in grado di recuperare sui primi due, che hanno l'impressione che danno della loro corsa è che di birra ne abbiano ancora molta nelle gambe e stanno spingendo ancora parecchio per vedere di scrollarsi di dosso l'azzurro. Ecco, siamo di nuovo in condizioni ottimali per la corsa, anche leggerissima discesa. Vedete che il buco tra i primi due e gli inseguitori
è abbastanza grande. E vedete che il numero 1 Nyeru attacca, c'è qualche passo ma niente da fare, Nyeru non riesce a scrollarsi di dosso il ruandese e i due restano affiancati. L'atleta ruandese del classe 83 che in questo momento sta battagliando per la prima posizione con classe 83, 39 anni, Simukeka contro un 25enne, un 39enne contro un 25enne, ma vedete che i due tra forza ed esperienza restano appaiati. Vedete che davvero si scambiano la testa della corsa, ma la sostanza è che il loro ritmo ha stroncato la resistenza degli avversari. Vedete che si faticano a vedere là in fondo. Vedete i due battistrada che ormai hanno cambiato ancora cambiato passo, e il buco tra i primi due e il gruppetto degli inseguitori si è allungato. Vedete che Nyeru sta cercando di staccarsi da Simukeka, l'impressione è che non ce la faccia. Vedete che anche il ciclista dell'organizzazione che segue i battistrada è costretto ad alzarsi sui pedali per stare al ritmo dei primi. Vedete che Nyeru sta cercando davvero di dare una scrollata a Simukeka e oggettivamente qualche metro c'è tra i primi due. Vedete che adesso c'è lo strappo, proprio lo strappo importante di Nyeru. In questo momento le immagini non ci assistono, ma c'è stato, ecco, vedete, siamo tornati in diretta e qualche metro c'è tra i primi due, anche se forse Simukeka forse ce la fa. Ecco, abbiamo sentito. Ringraziamo Mauro Ferraro, mitico addetto stampa, ci ha portato i tempi al chilometro 10. In testa era Simukeka, si riferisce a qualche minuto fa, al 10° chilometro, in testa Simukeka in 30 minuti e 17, lo stesso tempo di Nyeru. Al terzo posto Ryungo a 30 e 23, quindi a 6 secondi di distacco. Quarto era Bamussa a 30 e 24. La prima donna è la Kingori a 32,49, seguita al nono posto assoluto a 2 secondi da Cavallina Imana, la burundese. Quindi 10° chilometro, 30 minuti, davvero la proiezione è di un tempo davvero riguardevole per questa 7ª edizione della Maratonina della Vittoria. Dicevamo, adesso siamo al 13°, ma ricordiamo i tempi ufficiali di TDS. Al chilometro 10 in testa Simukeka a 30 e 17, stesso tempo di Nyeru che adesso sta cercando di attaccare, ma come vedete dalle immagini fa fatica, perché il ruandese Simukeka, l'impressione che dà è che non vuole assolutamente cedere il passo al più giovane avversario keniano, quindi ancora i due battistrada appaiati, mentre alle loro spalle si è creato un vuoto che appare sinceramente difficile da ricomporre, a meno che non ci sia un crollo, che in questo momento sembra difficile da immaginare per i due battistrada. Ecco, da capire c'è se Nyeru che ha tirato per quasi tutta la gara, se può aver consumato qualche energia di troppo o se invece sia una tattica calcolata che gli vedete
i due battistrada. Nieru è il profumo della vittoria e sta cercando di tenere le code di un Nieru che metro dopo metro cerca di alzare le code delle scarpette, cerca di alzare il ritmo, ma non riesce ad andare. vedete Nieru che sta cercando di scalzare Simucheka, ma sinceramente non ce la fa. E forse anche la corsa non è più sciolta, non è più sciolta come qualche minuto fa. Vedete che i due sono appaiati. Vedete Bella falcata quella del keniano Nieru, una bella quella di Simucheka, atleta abituato anche alle corse in montagna, atleta veramente vedete polivalente. l'esperienza anche dello speaker, riconosce il passo dell'atleta adatto alle corse in montagna. Qui non siamo su livelli da corse in montagna. Nel frattempo vediamo sulla destra le immagini del drone, ecco, in diretta. Adesso non vediamo, ma comunque stiamo vedendo ogni tanto anche dal nostro drone le immagini in diretta di quanto sta succedendo sulla piazza. Vediamo se la regia riesce a farci vedere qualche immagine, perché nel frattempo, mentre gli atleti corrono lungo il percorso, qui in zona traguardo l'organizzazione si sta preparando ad accogliere sia i vincitori che tutti gli atleti, quindi si stanno preparando tutti i volontari per la consegna delle medaglie, che è ovviamente l'ambito ricordo di tutti i partecipanti dal primo all'ultimo. Si sta preparando lo striscione per i vincitori, si stanno preparando i ristori per appunto aiutare gli atleti quando hanno finito il loro sforzo. Diciamo, c'è tutta una macchina organizzativa, è stato già ridisegnato il percorso in modo tale da accompagnare gli atleti in zona ristoro, ed avere una macchina brulicante di volontari che sta preparando quello che succederà al traguardo e dopo il traguardo. Chiediamo alla regia se magari si riesce a inquadrare qualcosa della zona del traguardo per far vedere appunto tutto il lavoro che si sta approntando appunto in zona traguardo. Ecco questa immagine successiva del Monte Altare, che guarda e saluta il centro della città e tutti i partecipanti a questa 7ª edizione della maratonina. Ecco qua inquadrato il tavolo delle medaglie che tutti i concorrenti riceveranno come ricordo di questa domenica a Vittorio Veneto, e dietro le medaglie appunto il percorso che li guiderà verso il ristoro e verso il meritato riposo dopo lo sforzo. Intanto siamo sulla sinistra, mentre sulla destra vedete il Monte Altare e la croce issata da tanti anni. Vedete che immagini davvero suggestive queste del drone in cima al Monte Altare. E sulla sinistra vedete i due battistrada che in questo momento si stanno dirigendo verso San Giacomo di Veglia. Il keniano Nieru è sempre al comando, Simucheka gli resta alle costole. È da capire se è una tattica di Simucheka di far sfogare, diciamo, il più giovane avversario, o se il ritmo di Nieru impedisce a Simucheka di dargli il cambio. 10° chilometro, abbiamo detto prima, le due donne erano assieme, la keniana Kingori e la burundese Neimana, terza l'etiope Volkeba. 10° chilometro, la Kingori dicevamo era 32,49, 2 secondi di distacco la Nahimana, la etiope. Al terzo posto al secondo posto era la burundese Neimana, al terzo posto la Volkeba, ha staccata però di oltre 3 minuti, e quarto posto per Erika Franzolini e quinta Valentina Bernasconi a 38,04. Sesto posto per
Francesca Tosato nella classifica femminile al 10° chilometro. E ringraziamo TDS ma anche e soprattutto Mauro Ferraro per averci fornito questi risultati ufficiali al 10° chilometro, quindi poco prima della metà della corsa. Bene, intanto vediamo che i due battistrada sono sempre assieme, un ritmo davvero indiavolato con proiezioni davvero interessanti. Resta da capire se lo sforzo della prima parte e soprattutto le condizioni del vento nella seconda saranno favorevoli o no, per capire se il tempo finale sarà da record oppure no. Intanto vediamo delle immagini in diretta sulla destra dal drone della zona di Piazza del Popolo. Ecco, vedete dall'alto la Piazza del Popolo dall'alto che si appresta ad accogliere tra qualche minuto, diciamo tra un quarto d'ora circa, gli atleti, poi di più, una ventina di minuti. Siamo al 17° chilometro, quindi mancano 5 chilometri al traguardo. Nieru e Simukeka sempre insieme. Vedete sulla sinistra Simukeka forse sta pagando un po' lo sforzo per stare attaccato a Nieru, però l'esperienza dell'atleta ruandese lo aiuterà a superare questo momento di difficoltà, anche se il ritmo di Nieru è davvero forsennato e in questo momento, come vedete alle immagini, Nieru è riuscito a scrollarsi di dosso, cioè almeno una decina di metri. Questo è un momento decisivo al 15° chilometro. Nieru ha dato lo strattone che forse ha piegato le ginocchia di Simukeka e appunto mentre si sta transitando su un punto sterrato verso San Giacomo di Veglia c'è l'attacco forse decisivo di Nieru, il keniano classe 97, che forse appunto dopo aver guidato praticamente in testa tutta la corsa ha dato uno strattone importante e il 39enne Simukeka ruandese forse è in difficoltà. Questo almeno ci fanno capire le immagini, le seguivamo fino a un istante fa dalla moto che era dietro a Simukeka. Si vedeva appunto, adesso siamo tornati in diretta, vediamo la moto è dietro il secondo atleta Simukeka, davanti intravedete il battistrada Nieru che non è lontanissimo, ma è chiaro che lo strappo c'è stato. È da capire se Simukeka adesso ha nelle gambe la forza per recuperare questo buco. Viceversa è da capire se Nieru con questo sforzo se l'è scrollato di dosso e adesso, galvanizzato dal vantaggio, riuscirà ad allungare ancora. Vedete la moto di Alessandro Bolzan che ci sta aiutando a seguire in diretta la corsa sulla tenda TV, mentre sulla destra le belle immagini della piazza dove appunto i volontari stanno intanto lottando contro il vento che mette a dura prova tutto quanto può volare. Viceversa stanno preparando tutto quanto serve per accogliere gli atleti al traguardo. Nel frattempo Nieru ha preso davvero il largo, almeno sorrido perché lo speaker dice che Simukeka con un velo di nostalgia sta salutando il suo atleta, probabilmente con qualche anno di meno di differenza i due potrebbero essere ancora insieme e invece la forza della gioventù di Nieru in questo momento sta avendo la meglio, ma è lunga ancora, è presto per dire se l'attacco è decisivo. Questo è un punto un po' più delicato, qualche cambio di direzione potrebbe essere anche questo un fattore importante e decisivo. Dopodiché quando si arriverà alla pista ciclabile ci sarà solo da spingere perché la direzione sarà retta e si punterà decisi in maniera rettilinea verso il centro di Vittorio Veneto. Vedete questi cambi di velocità, di direzione, siamo in zona di San Giacomo di Veglio e tra poco appunto gli atleti si immetteranno nella pista ciclabile e cercheranno di spingere al massimo. In questo momento l'impressione qui da Piazza del Popolo è che il vento sia da sud verso nord e questo potrebbe aiutare gli atleti
nel loro tratto decisivo e finale verso il traguardo. Nel frattempo il nostro drone è atterrato in zona gazebo e lui è rientrato alla base, anche perché l'operatore si deve armare di radiocamera e andare a seguire in zona traguardo gli arrivi. Vedete il battistrada Nieru, che ormai è da solo in questa fase della gara, è in zona ormai quasi San Giacomo e sta per immettersi tra poco nella pista ciclabile che lo dirigerà verso il traguardo. Siamo tornati in Piazza del Popolo, freme l'organizzazione ormai a un quarto d'ora circa dai primi arrivi. Poi il bello sarà, come sempre in queste manifestazioni, che l'organizzazione dedicherà la stessa attenzione fino all'ultimo arrivato, perché sappiamo che il bello delle maratone, delle mezze maratone, è che ogni atleta, certo c'è una lotta per la vittoria, per il podio, per l'Albo d'Oro, ma per tutti gli atleti la vera lotta è contro se stessi, contro il cronometro, per cercare di migliorarsi sempre e in ogni occasione, e soprattutto per arrivare al traguardo. Ogni arrivo al traguardo è una vittoria, e per questo quando vedrete sotto il traguardo gli atleti alzare le braccia, capite che non sono in preda a un debito di ossigeno che fa perdere lucidità, ma alla soddisfazione di essere arrivati al traguardo per l'ennesima loro prestazione e possibilmente per aver anche migliorato il proprio record personale. Tempi che, a giudicare dal ritmo dei battistrada, oggi sono favorevoli, e potrebbe essere che qualcuno, ecco vedete delle immagini che in questo preciso istante il battistrada Peter Nwanicki Nieru è entrato nella pista ciclabile a San Giacomo di Veglia. Vedete sulla sinistra il fiume Meschio e l'atleta battistrada che sta cominciando a salire verso il traguardo. Vedete che la pista ciclabile con il Meschio a fianco, vedete che per l'atleta sono cominciati gli ultimi, direi 4,5 km più o meno per arrivare al traguardo. Gli atleti proseguiranno fino alla zona di Piazza del Popolo, la supereranno di un centinaio di metri per poi mettersi sul viale della Vittoria e arrivare al traguardo in discesa verso sud, appunto nella stessa direzione nella quale sono partiti. 15 secondi tra il primo e il secondo. Adesso vediamo se l'esperienza di Simuket e anche la sua abilità nella corsa in montagna gli permetterà di recuperare in questo tratto che sappiamo essere leggermente in salita. Quindi vediamo se ci sarà la capacità dell'esperto ruandese di recuperare il più giovane keniano, che a dire il vero ha svolto l'attività di battistrada, cioè ha spinto dal primo metro, quindi potrebbe avere anche abusato delle proprie energie, ma questo lo scopriremo molto presto. Nel frattempo a destra vedete il vento che fa garrire la bandiera tricolore e fa anche volare gli striscioni e il gazebo che per adesso sta ancora coprendo la regia. Poi tra un po', se volerà via, vi aggiorneremo, sperando che non ci travolga anche nella nostra postazione. Vediamo questa bella immagine del Meschio. Questa è una pista ciclabile che i vitoriesi conoscono a menadito, anche tutti gli atleti delle zone del Vitoriese, perché è davvero una palestra naturale straordinaria per allenarsi e per passeggiare. 15° chilometro femminile, la burundiana Naimana è in testa, ha staccato di una cinquantina di metri la keniana Kingori, quindi anche la gara femminile ha preso una piega abbastanza decisa, 50 metri tra la prima e la seconda. Stessa cosa in campo maschile, vedete che il battistrada è ancora sempre da solo e sta risalendo velocemente sulla pista ciclabile. Siamo ai 53 minuti. Le proiezioni davano 1 ora e 04 dopo i 10 km, da capire se il ritmo è regolare. Se così fosse sarebbe il record della corsa. Lo scopriremo tra pochi minuti. Vediamo che la corsa di Nieru è sempre molto elegante.
Nel frattempo Nieru continua a spingere, adesso ha una curva secca a destra, poi ne avrà una a sinistra e passerà davanti a quella che a Vittorio chiamano come Casa delle Occhette. Vedete che tra pochi metri dovrà svoltare verso sinistra e puntare verso nord. Eccolo qua, un altro cambio di direzione, ma fatto in modo molto molto agevole. Vediamo se la moto è riuscita a schivare il palo bene, con qualche brivido, ma insomma ce l'abbiamo fatta e siamo rimasti in piedi anche col nostro operatore. Bene, anche questo è un piccolo successo. Andiamo avanti, vediamo sempre il battistrada che sta conducendo in modo abbastanza sciolto. Terza e quarta donna, ovvero la Volkeba etiope, è affiancata alla friulana Franzolini. Potrebbe essere quindi che abbiamo un italiano su uno dei due podi. Quello maschile sembra tutto straniero, quello femminile forse avrà una italiana al terzo posto, la friulana Erika Franzolini. Speriamo davvero, sarebbe una bella cosa. Vediamo che siamo ancora nella zona delle curve della pista ciclabile. Tra poco ci sarà il passaggio nel sottopasso, anche lì poi ci sarà una curva in leggera salita, uno strappetto, pochi metri, ma insomma dopo una gara condotta a questo ritmo potrebbero farsi sentire. Anche la moto avrà il suo bel da fare a centrare il sottopasso e anche a schivare il palo del ponticello che porta nella zona urbana della pista ciclabile. Vedete che c'è ancora una semicurva a destra, tra pochi minuti, sì, pochi istanti ci sarà una semicurva verso sinistra, poi un'altra di nuovo verso destra e si passerà nel sottopasso sotto la strada comunale. Nel frattempo c'è un bel vento qui all'arrivo, le medaglie sono ben stabili sul tavolo per il loro peso. Eccoci qua, le immagini mostrano il battistrada che sta arrivando in zona sottopasso. Vedete che tra poco la strada scenderà leggermente, poi ci sarà lo strappetto che vi dicevo, niente di che, però insomma sulle gambe dopo 17 km magari si faranno anche sentire. Certo, se i due atleti fossero appaiati sarebbe diverso. Con questo distacco penso che Nieru non avrà eccessivi problemi. Vedete la curva leggera verso destra, si volta, guarda il distacco, passa nel sottopasso. Vediamo anche la nostra moto che lo segue. Per Alessandro Bolzan è un'occasione impagabile, perché normalmente con la moto lì non si va, e invece oggi vediamo se riesce a centrare anche il ponticello. Attenzione al paletto, lo ha sfiorato, ma insomma lo ha evitato anche questo. Riesce a dirigersi verso nord. Siamo in zona supermercato Lidl per i vittoriesi che conoscono la zona. Quindi si entrerà adesso nel quartiere di Meschio. Siamo dietro tra pochi metri, dietro la chiesa di Meschio, sul lungo Meschio. Nel frattempo, appunto, come forse avete sentito allo speaker, si sta popolando anche la zona traguardo, perché la temperatura sale, la temperatura della gara, perché gli atleti ormai si avvicinano al traguardo. C'è un po' di fermento, l'impressione è che siano anche un po' in anticipo, perché ancora qualche minuto mancherà. Il battistrada in questo momento sta per arrivare, vedete la chiesa di Meschio, quindi manca ancora un po', perché da Meschio deve arrivare in centro prima di arrivare al traguardo. Vedete sulla destra Nieru, sulla sinistra la chiesa di Meschio. Questo è il lungo Meschio. Dopo ci sarà anche un piccolo stratto di sterrato, proprio piccolo, che condurrà verso la zona della pista di atletica. In questo momento è il lungo Meschio, sulla destra vedete appunto il fiume. Adesso si attraversa la strada principale e ci si immette in un tratto sterrato molto
sì, stretto per un'auto, evidentemente non certo per un atleta da solo. Questo, tra un po' vedrete sulla destra di nuovo il fiume, ci sarà un piccolo tratto sterrato, un altro ponticello e una curva secca verso sinistra e si salirà di nuovo sulla pista ciclabile. Vedete che il battistrada sta per arrivare sul ponticello. Adesso avrà una curva netta a sinistra, speriamo che anche la nostra moto ce la faccia. Ecco, bene, superata anche questa asperità e adesso si punta diretto verso la pista di atletica che vedremo sulla sinistra, mentre l'atleta battistrada Nieru girerà a sinistra. Sulla destra vedremo la pista di atletica tra poco. Vedete che si avvicina a un ponticello, sulla destra vedete il retro della tribuna della pista di atletica, quindi capite che siamo ormai davvero in zona quasi traguardo. Gira verso sinistra, 1,5 chilometri all'arrivo e quindi davvero siamo su tempi importanti. Vediamo il battistrada in zona piscine, sulla destra vedete il tetto della piscina di Vittorio Veneto. Stiamo davvero avvicinandoci alla conclusione per quanto riguarda la vittoria di questa 7ª edizione. Siamo all'ultimo chilometro di corsa. Vedete sulla sinistra l'ex complesso Carnielli, sulla destra zona piscine, vedete il pubblico e i volontari che assistono. Siamo in zona palazzetto dello sport. Nel frattempo il vento si alza, siamo probabilmente in zona record, siamo al limite. Vediamo una corsa davvero tranquilla, quella di Nieru, il keniano. Nel frattempo sulla destra vedete il vento che mette a dura prova gli striscioni in zona traguardo. Sulla sinistra vedete il battistrada Nieru che sta per arrivare in viale Vittorio Emanuele. Ci sarà un piccolo strappetto, adesso lo vedete, tra qualche metro e forse l'ultima difficoltà, a parte le due o tre curve secche ma chiaramente fatte da solo, non saranno assolutamente un problema, tanto più che probabilmente comincia a sentire anche il rumore della musica che c'è qui in zona traguardo. Adesso vedete sta puntando la Piazza del Popolo, ma non verrà direttamente, sarà invitato a girare a destra per immettersi nel viale della Vittoria da nord. Eccoci, vediamo che sta per arrivare all'incrocio che ha già percorso all'andata in zona incrocio da Gennaro, ha attraversato in questo momento, è qui a pochi metri da noi, però non punterà verso Piazza del Popolo, tra un po' dovrà girare verso destra. Vedete che arriverà in Piazza Medaglie d'Oro, veramente a poche decine di metri da dove ci troviamo e dal traguardo, ma dovrà ancora fare una chicane per arrivare al traguardo. Ecco, vedete, è in Piazza Medaglie d'Oro, davvero a 20 metri, 30 metri qui da noi. Adesso gira verso destra, ancora poche decine di metri, andrà avanti ancora lungo via Brandolini fino all'altezza di via Fogazzaro, quindi vedete tra poche decine di metri, lo vedete, sta per arrivare il vincitore della 7ª maratonina della Vittoria, il keniano Peter Nwaniki Nieru, che davvero ha condotto la gara quasi tutta la giornata. Siamo in via Fogazzaro e in questo momento entra sul traguardo finale, sentiamolo dalla voce di Alex Ronato. 100 metri dal traguardo viene a vincere la 7ª edizione della maratonina della Vittoria Peter Nwaniki Nieru, Kenya. Peter Nieru, the winner
is Peter Nieru. Congratulations, Peter. Peter Nieru abbassa il record della corsa, lo frantuma sotto l'ora e 4 minuti abbondantemente. È una grandissima prestazione del keniano Peter Waniki Nieru. Il Kenya abbassa il record vittoriese. Ma attenzione signori, alle ultime curve del percorso si sta per affacciare lui. Da anni in Italia, classe 1983, per i colori del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, portabandiera del Ruanda, Jean-Baptiste Simukeka, secondo Jean-Baptiste Simukeka. Ed ora la battaglia per il terzo posto che vede il Kenya e l'Italia. Eccoci, abbiamo visto e sentito dalla voce dello speaker, ma sentiamolo ancora per la terza posizione. I colori del Kenya sotto l'ora e 6 minuti abbondantemente, con la pettorina numero 4 Eric Mutomi Riungu. Eric Riungu. Terza posizione, mentre tra gli applausi del pubblico viene ad un tempo eccezionale per lui, signori, l'azzurro Abdullah Bamussa, quarto al traguardo, Abdullah Bamussa. Per la quinta posizione andiamo nuovamente nell'Africa più nera ed è lui, ancora una bandiera keniana verso il traguardo, signori. Abbiamo visto l'italiano Bamussa che è riuscito ad arrivare al quarto posto, non è riuscito a recuperare abbastanza per salire sul podio, ma insomma è comunque una bella prestazione anche per lui. È stata davvero una bella prestazione. Vediamo sesto posto per Andrea Mason, 1:6:44. 1:6:44 per Mason. Non è riuscito a migliorarsi Mason, anche se è comunque un tempo davvero interessante quello di Mason. Sesto posto per lui. Stiamo per ricevere anche le prime donne al traguardo. Davvero stata una gara, un ritmo forsennato. I primi tre hanno migliorato il record della corsa che appunto era stato stabilito nel 2019. Quarto posto per Bamussa, primo degli azzurri. Una bella soddisfazione, appunto anche per Bamussa, che a Vittorio Veneto è sempre ben accettato. Allora abbiamo qui con noi Abdullah. Allora, complimenti, un quarto posto. Avevamo sognato che potessi raggiungere il podio. Ti era sembrato che potevi raggiungere di nuovo? Sì, speravo di fare il podio. Ho fatto anch'io i miei 2 o 3 cambi. Anche loro hanno cercato di fare vari cambi, ma ti dico la sincera verità, sono stanco, proprio stanco. Ho fatto parecchie gare
e sento la gamba che ha voglia adesso di riposare. Comunque sono contentissimo per il percorso abbastanza duro, di aver fatto 1:05:30 mi sembra. Sono soddisfatto nonostante la stanchezza. Diciamo che con un tempo così un'altra edizione l'avresti vinta, quindi voglio dire, sei stato tra virgolette sfortunato di trovare questi tre che sono andati davvero così forti. Dimmi una cosa, il vento che qua ci fa un po' impazzire con gli striscioni, in gara come si è sentito? Oddio, in gara si è sentito i primi 10 km abbastanza forte, si è sentito addirittura, abbiamo toccato delle volte tra i 15 e i 3:20, ti dico l'abbiamo sentito sulla prima parte. Comunque qui a Vittorio io mi sento in casa, cerco sempre di dare non il 100%, il 200%. Sui miei percorsi io sono stato col Vittorio per parecchi anni, con San Giacomo di Veglia. Sono veramente contento di ritornare a correre. Infatti ti abbiamo visto che saluti, abbracci tanti amici qua a Vittorio Veneto, quindi si capisce che è un affetto reciproco. Sono contentissimo, era da 2 o 3 anni che non vedevo il mio carissimo amico Tello Salvador, era da parecchio tempo che non lo vedevo, per quello l'ho abbracciato perché mi mancava tanto. È lui che mi portava sulle garette CPT ancora parecchi anni fa. Ricordare i vecchi tempi mi viene sempre la pelle d'oca, perché grazie a lui che ho continuato la mia passione. Ultima cosa, dopo ti lasciamo andare, e prossimi appuntamenti per te, riposo, ma dopo? Un po' di riposino adesso, cerchiamo di scaricare la prossima settimana, preparo un po' la pista per la società, avevo in programma di preparare la maratona ma ho rimandato. Verso la fine dell'anno preparerò una maratona abbastanza veloce e vediamo come sarà. Grazie Abdullah, complimenti, ciao, in bocca al lupo per il resto della stagione. Sta arrivando la prima donna, sentiamo. Ecco la prima donna, vince la maratonina della vittoria con il numero 5 per il Kenya, Zipora Wanjiru Kingori. Zipora Wanjiru Kingori, signori, è il nuovo record anche femminile per il Kenya, abbatte il record la Kingori, congratulations Zipora. Record della corsa anche in campo femminile, avete sentito, ha vinto la keniana Kingori, anche per lei 1 ora e 11, quindi una edizione memorabile questa della maratonina della vittoria, che ha permesso di stroncare i record della corsa precedenti risalenti al 2019. Davvero brava la keniana Kingori, vedete il distacco. Vedete il distacco nei confronti della burundese Naimana, che ha accompagnato la Kingori per tutta la gara, e invece è arrivata davvero con un distacco importante, una gara importante. È arrivato anche Alderico Tonin, una mezza a 1 ora e 12, davvero un esordio importante per l'atleta vittoriese, appunto alla prima volta su una mezza maratona. Davvero bravo, dalla corsa in montagna alla mezza maratona, la stoffa si vede, quindi davvero è stata una bella soddisfazione per lui. Nel frattempo continuano gli arrivi, stiamo attendendo la terza donna con la speranza che ci sia appunto la friulana Franzolini, che stava combattendo con l'etiope Boikeba. Colui che vinse l'eroica marathon, eccolo qua, Matteo Vecchietti. Vediamo Matteo Vecchietti, ricordiamo all'eroica arrivare a mano. Eccolo qua, Matteo Vecchietti, il trentino, amico di Vittorio Veneto, che appunto, come ha ricordato lo speaker, arrivò mano nella mano con Fabio Bernardi nella edizione
straordinaria della maratona del centenario. Vediamo ancora delle immagini in diretta dalla corsa. Qui siamo all'altezza di Meschio, quindi hanno ancora un po' di metri da percorrere prima di arrivare al traguardo. 4 minuti. Persino come sentite potrebbe essere anche la terza donna migliore del record precedente, quindi sarebbe davvero un'edizione straordinaria. I 2 podi hanno abbattuto il record della corsa. Vediamo, resta questa incognita di capire se sarà un'italiana, l'unica italiana in un podio, oppure se sarà un altro atleta africana, una atleta africana. 1 ora 3:36 è il tempo ufficiale di Peter Nieru. Non lo possiamo intervistare perché purtroppo non parla l'italiano e nemmeno l'inglese, quindi sarebbe impossibile per noi intervistarlo. Diciamo che lui ha fatto parlare le sue gambe, è davvero una gara importante la sua, stroncando la resistenza del ruandese Simukeka. Vediamo che arriva Paoletti, stanno arrivando gli atleti, siamo sull'ora e 15, tutti i tempi davvero interessanti e davvero importanti per gli atleti che stanno arrivando, mentre stiamo aspettando ancora di capire chi è la terza classificata. Siamo ancora sotto l'ora e 16, quindi siamo ancora su tempi importanti per quanto riguarda la gara femminile. Speriamo che ci sia appunto una italiana, Erika Franzolini, a completare il podio femminile, che è già occupato dalla keniana Kingori, che ha vinto in 1 ora 11 e 12 secondi, quindi strarecord della corsa di 4 minuti migliorato davanti alla burundese Naimana, quindi 2 atlete africane ai primi 2 posti. Resta da scoprire se la terza sarà appunto un'atleta italiana. È una sorpresa, come dice lo speaker, questa terza atleta, perché non abbiamo notizie, mentre ci sono gli arrivi dei primi maschi, non abbiamo notizie della gara femminile. Un bel contorno anche di pubblico, è una cosa bella per questi atleti che alla fine del loro sforzo vengono accolti dall'applauso della folla. Vediamo alternate immagini dalla zona traguardo e immagini ancora dalla corsa. Ricordiamo che la gara dura 3 ore, quindi mancherà ancora un bel po' prima che tutti gli atleti arrivino al traguardo. Ed eccola la terza atleta al traguardo con canotta nero-arancio, avanza, è la quarta subito dietro, attenzione per la terza posizione, signori, medaglia di bronzo ad Smerowork Bekele Wolkeba, mentre quarta posizione una grande Erika Franzolini. Conclude Steve Bibalois. Ecco, abbiamo sentito dalle parole dello speaker, completato anche il podio femminile. Purtroppo la friulana Franzolini non è riuscita a salirci, è arrivata a pochi passi davvero dalla etiope Wolkeba. Appunto anche il podio femminile parla l'africano, quindi
Erika Franzolini, comunque ottimo quarto per l'atleta friulana. Continuano a arrivare atleti intanto. Ecco, continuano a vedere il traguardo gli atleti, ancora alla spicciolata, poi vedrete che il ritmo degli arrivi aumenterà. Siamo ancora su tempi davvero importanti, siamo 1:19 per un atleta non di punta, è ancora un tempo davvero importante. Vedete gli arrivi in zona traguardo, sulla grande bandierona che ha dato, diciamo, il via alla corsa e ha salutato gli atleti per gli ultimi passi prima di passare sotto il traguardo dell'arrivo. Vedete adesso le immagini tornano sul percorso, qui siamo in zona pista ciclabile, se non vedo male. Continuano. Nel frattempo ci ha raggiunti Andrea Mason. Allora Andrea, se non ho visto male, 1:06:44, non sei riuscita a fare il personale, ma com'è andata? È andata molto bene, sì, perché il percorso non era semplicissimo e c'era anche un po' di vento. Ecco, questo vogliamo chiederti, il vento ha dato fastidio o vi ha aiutato perché non capivamo da che parte soffiava? Diciamo che era un giro, quindi all'andata era leggermente contro, poi il ritorno ti dava un po' una mano, sì. Però diciamo che in tutte le gare nel complesso il vento comunque ti rallenta qualcosina, sì. Quindi no, sono molto contento della gara di oggi. Mi sono staccato abbastanza presto dal gruppetto dei primi, però sono riuscito a fare il mio ritmo e posso essere soddisfatto. Prossimi appuntamenti in vista? Fra 2 settimane andrò a fare la maratonina di Dolo e lì punto a fare veramente un bel tempo. Perfetto. Grazie Andrea, complimenti e buona domenica e buon proseguimento. Abbiamo sentito Andrea Mason, coneglianese, portacolori della Silk Ultralight, già triatleta che da tempo ormai si dedica all'atletica leggera e lo sta facendo con ottime prestazioni. Ricordiamo che un mese fa è stato campione veneto assoluto di corsa campestre, adesso si dedica appunto a strada e pista e punta tra 15 giorni alla maratonina di Dolo a fare il proprio primato personale. Intanto continuano a arrivare gli atleti. Nel frattempo ci sono appunto questi arrivi e sentiamo lo speaker che li saluta negli ultimi metri del loro sforzo. Per tutti c'è un po' di gloria e l'applauso del pubblico. Nel frattempo ci ha raggiunti Matteo Vecchietti, un nome noto ai nostri telespettatori perché qualche anno fa ti abbiamo intervistato da vincitore dell'Eroica. E quest'anno, Matteo, com'è andata? È andata bene, sono stato contento. Qua a Vittorio Veneto ormai mi sento di casa. Aver vinto quella gara assieme a Fabio Bernardi mi ha dato tanta emozione, era stata la prima maratona che ho vinto e la porto sempre nel cuore Vittorio Veneto, quindi quando c'è una gara, un trail, una gara su strada, se posso esserci ci vengo sempre volentieri, anche perché organizzano veramente bene. Bella, oggi non era sicuramente giornata da tempo per me, soffiava un po' il vento nella prima parte, però rendeva nella seconda. In realtà i tempi li hanno fatti buoni chi andava, comunque dai, rientro dall'infortunio, adesso preparo 2 maratone, sono contento. Appunto ti stai preparando per cose in particolare? Sì, sto preparando la maratona del Lago di Garda, che sarà rientro in maratona dopo l'infortunio di Verona. Vediamo, speriamo di correre bene, spero sulle 2:35, hai un bel tempo. Bene, grazie, sai che a Vittorio Veneto sei sempre benvenuto, hai tanti amici, quindi ti aspettiamo. Mi trovo sempre bene, grazie a tutti. Grazie a Matteo Vecchietti, bentornato a Vittorio Veneto, bentornato alle gare dopo l'infortunio di cui diceva. Era stato, come abbiamo detto, il vincitore mano nella mano con Andrea Bernardi
scusate, Fabio Bernardi dell'Eroica, la maratona del centenario qui di Vittorio Veneto. Nel frattempo in zona traguardo si sprecano le foto, gli applausi per gli atleti che arrivano. Vedete le immagini a sinistra del teleschermo, vedevate i passaggi in zona pista ciclabile. Adesso invece siamo passati a pieno schermo al traguardo. Alex Ronazzo saluta tutti gli atleti, tutti quelli che riesce a riconoscere finché sono alla spicciolata, poi sarà più difficile anche per lui salutarli uno per uno quando arriveranno in gruppo. Siamo ancora all'ora e 24, quindi sotto l'ora e mezza siamo ancora a tempi davvero interessanti. E noi aspettiamo qui nella nostra prestazione anche altri concorrenti, altri atleti che hanno finito la loro fatica. Sta arrivando, dice Alex, la sesta donna, ancora non la vediamo, potrebbe essere Francesca Tosato. Valentina Bernasconi è arrivata, tra poco la sentiremo sicuramente. Ai nostri microfoni continuano i traguardi, vedete che adesso gli atleti arrivano un po' più in gruppo, non più alla spicciolata. Intanto abbiamo agganciato Valentina Bernasconi, per lei saluti a destra e a sinistra, qui a Vittorio Veneto è chiaramente molto conosciuta essendo vittoriese. Eccoci qua, allora Valentina, complimenti, com'è andata oggi? Bene dai, il punto era farla, partire, non soffrire troppo a metà e sono riuscita. Bellissimo di correre in casa, quindi fantastico. Ascolta, il vento si è fatto sentire? Sì, quello sì, sicuramente. Io comunque sapevo che potevo dare questi tempi, però è stata dura anche per il vento. Ascolta, ma ci chiedevamo, il vento nella parte finale sulla pista ciclabile vi ha aiutati o vi ha danneggiati ancora? No, secondo me c'era sia in contro all'andata che contro al ritorno. È che quando è contro lo senti molto di più che quando è a favore, non te ne rendi conto. Ascolta, adesso ti lasciamo andare, prossimo appuntamento per te? Credo di fare la mezza dei doji, penso, è solo comunque per preparazione, poi vedremo cosa ne sarà. Grazie Valentina, complimenti per la tua prestazione, per gli applausi che hai raccolto a Vittorio Veneto e la sua città, e ovviamente il trattamento dei tifosi è di favore. Nel frattempo non manca di festeggiare con i suoi bambini. Vediamo se riusciamo a farla vedere. Bene, intanto continuano, vedete gli arrivi degli atleti sulla bandierona del traguardo. Eccola qua, vediamo Valentina Bernasconi intervistata da Mauro Ferraro e attorno a lei i suoi bambini che sono chiaramente i suoi primi tifosi. Vedete con la medaglia della mamma, è sempre una soddisfazione. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Stanno inquadrando il bambino, siete esposti? Vediamo se adesso facciamo inquadrare. Eccolo qua, con la medaglia della mamma. La festa è anche col cane. E intanto, mentre la mamma è intervistata, il figlioletto fa la festa con la medaglia, eccolo, con la medaglia al collo, la soddisfazione di aver vinto una medaglia alla mezza maratona senza averla percorsa. Questa a noi non è mai capitata, chiedo anche al regista, ma anche a lui non è mai capitato. Complimenti davvero.
per Valentina Bernasconi, per il suo risultato e per la sua carriera. Continuano a arrivare gli atleti. Vedete gli atleti che portano a concludere la loro prestazione. Siamo a 1 ora 28 e 54, quindi ancora sotto l'ora e 30. È ancora una soddisfazione importante per gli atleti. Insomma, chiudere in 1 ora e 30 una mezza maratona, non stiamo parlando di atleti che sono professionisti, ma nemmeno atleti che hanno vinto medaglie. Vedete anche arrivare i pacer. Questo che è appena arrivato era l'ora e 30, ha sgarrato i 30 secondi in meno, e quindi gli atleti che erano con lui sono stati portati al traguardo con qualche secondo di anticipo e saranno sicuramente grati al pacer dell'ora e 30. Lo vedete inquadrato in questo momento con questa vela dietro la schiena. Vedete, non so se si riesce a leggere, 1 ora e 30. Questo atleta ha corso a un ritmo per portare gli atleti che volevano stare con lui a concludere la mezza maratona in 1 ora e mezza. Complimenti a lui e complimenti anche per aver concluso con qualche secondo di anticipo. Vedremo poi Mauro Toniatto, se lo incroceremo, gli chiederemo com'è andata e se ha centrato il tempo come fa di solito. Eccoci, vediamo ancora traguardi. 1 ora e 30 superata da qualche minuto. Continuano a arrivare atleti. Grande l'affetto e gli applausi. Siamo contenti anche per vedere come vengono accolti gli atleti dagli applausi e dal movimento che c'è qui in Piazza del Popolo. Una bella risposta, anche una bella soddisfazione per i concorrenti che hanno deciso di cimentarsi nella 7ª edizione della Maratonina della Vittoria. È davvero un bel rientro, una bella ripartenza dell'atletica leggera ai massimi livelli. Vediamo sulla sinistra delle immagini diverse, immagini dal retro, e sono gli ultimi metri di gara per qualche atleta. Vedete queste immagini suggestive, appunto gli ultimi metri di gara. Sarebbe da chiedere alla regia di provare a correre gli ultimi metri. Forse anche no, mi dicono, ma per vivere in diretta come se li avessimo corsi. Ecco, non so se si riuscirà a fare qualche passo, ma probabilmente il crono, ma magari insomma dai, qualche passo solo verso il traguardo senza oltrepassarla. Ecco, vedete, questi sono gli ultimi passi che 1180 atleti hanno percorso. Gli ultimi passi prima di passare sotto l'arco, che vedete è l'arco del traguardo. Il nostro operatore si ferma giustamente per evitare di interferire sul lavoro dei cronometristi, che hanno ovviamente i chip elettronici che segnano il tempo esatto degli atleti. La prospettiva del fotografo è sul pubblico. Una bella soddisfazione per tutti gli atleti arrivati al traguardo, atleti che continuano ad arrivare. Vedete, come vi dicevo, gli atleti che alzano le braccia al traguardo come avessero vinto. Per loro è una vittoria essere arrivati e chissà, magari hanno migliorato il loro tempo. Anche Marta Santamaria sta arrivando in questo momento, una vecchia conoscenza nostra e dell'atletica italiana, atleta che da tempo si è dedicata anche alla corsa in montagna. Ha vinto titoli master di varie specialità. Anche per lei è la conclusione della fatica di oggi. 11 le donne ad aver già 11 donne, quindi 11ª donna, 11ª classificata Marta Santamaria. Anche per lei una soddisfazione.
Sentite sempre molto teatrale il mitico Alex Ronazzo che accompagna i concorrenti, li ha accolti di nuovo in paradiso dopo l'inferno della corsa. Io sono convinto che in realtà di inferno non si sia trattato, perché per loro è davvero una passione, anzi forse qualcuno passata alla fatica rimpiangerà quando era in gara, perché si allenano per correre, per provare l'emozione e la gioia di correre lungo queste manifestazioni. Vedete le immagini, sulla destra continuano i traguardi, sulla sinistra il retro del palco che poi saluterà i vincitori nei vari podi, nei due podi, maschile e femminile. Nel frattempo ci sta raggiungendo in postazione Ivan Cao, presidente. Ormai Ivan ti vedo rilassato, bevi, passeggi, tutto finito? Sono rilassato, dai. Dopo che hanno dato il via la tensione un po' cala, comunque dai, è andata bene e vedo che sono tutti contenti e l'obiettivo è quello, quindi i tempi sono stati dei super tempi. Abbiamo, se non ho visto male, i primi 3 maschi di sicuro e forse anche le prime 3 donne sotto il record della corsa. Sì, adesso non so se tutte... Ho dubbio sulla terza donna, però insomma 5 su 6 sicuramente sono meglio del record della corsa. Il vento a favore in salita ha aiutato parecchio. Ti dirò che Valentina Bernasconi prima mi diceva che l'impressione che aveva era che l'avesse contro all'andata e anche al ritorno, quindi è proprio un vento che ha disturbato, però non ha impedito di ottenere questi tempi straordinari. No, assolutamente, siamo felici noi e veramente bravi loro, veramente bravi. Un numero importante di concorrenti, tempi importanti, il tempo ha tenuto ad avere un'edizione del ritorno straordinaria. Sì, no, vero, il tempo, a parte un po' sto vento fastidioso che ci fa un po' penare noi qua all'arrivo per l'organizzazione, ma per chi corre veramente sono felici, quindi per loro è un tempo ideale, quindi bene così. Ascolta, il prossimo anno bisogna crescere, torneremo anche agli eventi collaterali. Chiaro, sì, il prossimo anno cercheremo anche di coinvolgere tutte le famiglie e tutti i ragazzi, perché lo sport è vita, quindi noi siamo qua per far vivervi in assoluta sicurezza. Ultima cosa, adesso ti riposi un po', da domani si pensa a un altro appuntamento. Sì, adesso che siamo caldi ci teniamo sempre, come si dice, bisogna battere il ferro finché è caldo, fra 15 giorni a Cordignano a Villa con il Trail del Patriarca. E lì organizzi ancora o corri finalmente? Purtroppo organizzo ancora, dovrò aspettare un po' prima di cominciare a gareggiare anch'io, comunque dai, nel frattempo mi alleno qualcosina, dai. Va bene, grazie Ivan, complimenti e buon lavoro ancora per quello che dovrete fare oggi. Grazie allora ancora a Ivan Cao, presidente della scuola di maratona. Dimmi. La FIDA del Treviso, se vuoi dire... È qui? Beh, se lo chiami. Allora salutiamo anche il presidente, intanto che ci saluta il presidente della scuola di maratona e ci raggiunge il presidente della FIDA trevigiana. Buongiorno presidente, allora benvenuto a Vittorio Veneto, insomma un ritorno importante per questa manifestazione con tempi eccezionali e soprattutto una ripartenza importante per il nostro movimento. Sì, sono d'accordo, intanto io ringrazio la scuola di maratona di Vittorio Veneto per l'invito a cui ho aderito ben volentieri. Ecco, ho notato che c'è una grossa partecipazione, di conseguenza nonostante il virus, il Covid, vediamo che comunque la gente comincia a muoversi. Noi abbiamo provato questa esperienza anche sulle piste, che finalmente abbiamo tutti gli impianti, oltre che essere partecipanti, gli atleti e via dicendo, c'è anche il pubblico che può partecipare, perché chiaramente ci sono delle norme un po' meno restringenti di prima. Ecco, io continuo a nome del Comitato Provinciale di Treviso, che rappresento da poco più di un anno. Sono contento perché tra gli organizzatori c'è Ivan, che è il nostro rappresentante master all'interno del comitato stesso. Bene, quindi diciamo un evento che dà ossigeno al nostro movimento, che diciamo qui in città, lei sa bene, ha diverse società, ha un grande impianto, quindi a Vittorio Veneto l'atletica c'è. Io vengo recentemente dall'impianto di via Vigilio,
per una manifestazione a livello di cadetti, ottima organizzazione anche in quel frangente, in quell'occasione, e io vengo sempre volentieri, ripeto, qui a Vittorio Veneto perché chiaramente c'è un gruppo che lavora, un gruppo anche molto numeroso, e noi abbiamo bisogno di questa gente che ci dia una mano. Grazie Presidente, buon proseguimento e buona giornata e benvenuto al nuovo Presidente della Federazione Provinciale di Atletica Leggera. Adesso vediamo se riesco a mettere in difficoltà la regia. Volevo chiedergli se mandiamo in onda il saluto del Presidente tra un po'. Abbiamo avuto anche un videomessaggio addirittura del Presidente della Federazione Nazionale Atletica Leggera, Stefano Mei, che attraverso il suo amico Oddone Tubia, che abbiamo ospitato ieri alla presentazione, ci ha mandato appunto un videomessaggio per salutare gli atleti della Maratonina della Vittoria. Nel frattempo ho visto nelle retrovie il marciatore Leonardo Dei Tos, che quindi, siccome vedo che adesso siamo all'ora 39, ieri ci aveva promesso un'ora e 41, ha fatto meglio di quello che ci aveva promesso, quindi non appena possibile lo aspettiamo qui ai nostri microfoni per farci raccontare questa mezza maratona percorsa marciando e ottenendo un tempo migliore rispetto alle premesse. Quindi bravo anche a Leonardo Dei Tos, adesso appena possibile lo sentiremo. Intanto vediamo anche le immagini dal drone che ci fanno vedere dall'alto il centro della città, in questo momento i giardini pubblici dall'alto, e appunto adesso con questa rotazione torniamo sul Via della Vittoria, dove gli atleti stanno facendo gli ultimi sforzi. Nel frattempo col pettorale 915 termina ora Manuela Tona. Vedo volti tutti soddisfatti al traguardo di questa Maratonina della Vittoria, con il numero 993 allarga le braccia e si prepara a raccogliere la propria soddisfazione. Eccolo qui, è Franco Viviani. Mentre chiude con il 1051 Andrea 5. Give me 5 Andrea. Ed ecco qua col 7.31 apre questa lunga fila di arrivi Roberto Tomasi e sorride con l'onomatopeutico 1111 in campo femminile. Greta Dalmagro, tante canotte del Mercurius. Ne vedo due verso il traguardo per il gruppo sportivo Mercurius di Orsago, mentre col 1118 per galanteria in questo gruppo annunciamo l'arrivo di Astrid Gagliardi. 596 il bell'arrivo di Vinicio Gastaldello. Ecco qua in questo gruppetto porta il 33, il numero degli anni di Cristo, come avrebbe detto il buon vecchio Mike, Stefano Bettega. Eccole qua, mano nella mano, in due al traguardo, bravissime. Mentre chiude col 961 Stefano Denardi. Ed ecco qua col pettorale numero 81 Michele Cacciotti. C'è!
Bene, abbiamo visto ancora arrivare degli atleti, vediamo che adesso arrivano in gruppo e come abbiamo annunciato prima andiamo a sentire il saluto che ieri ci ha fatto pervenire il presidente Stefano Mei, di saluto e augurio di questa manifestazione. Sentiamo. Cari amici della Maratonina di Vittorio Veneto, vi giunge il mio saluto da Belgrado, dove sono per i campionati del mondo al coperto. Sono con voi idealmente augurandomi che per tutti voi, per gli organizzatori e per chi andrà a correre, sia una giornata di festa e di divertimento. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Bene, abbiamo sentito le parole di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, a Belgrado, impegnato a rappresentare la nostra federazione ai mondiali in corso, e quindi un bel saluto, un bel messaggio e soprattutto un attestato di stima nei confronti di questa organizzazione. E vediamo che è arrivato l'assessore Gianluca Posocco, si sta mettendo la medaglia, dopo lo sentiremo di sicuro. Complimenti a lui, è rimasto concluso attorno all'ora e 43 e quindi davvero bravo anche l'assessore. Nel frattempo è arrivato Leonardo Dei Tos, ci avevi promesso un'ora e 41 e hai fatto addirittura meglio. Sì, sono partito un po' più forte di quello che pensavo e poi ho detto, il mio allenatore mi diceva sempre, quando parti forte devi ballare, e allora hai ballato. Esatto, abbiamo cercato di tenere, è andata bene, verso il finale sono riuscito anche a aumentare un pochetto, sono contento davvero. Credo bene, non ho visto esattamente il tempo. 1:38 e 26 ho preso io, sicuramente un po' di più dalla partenza. Beh, comunque davvero bene, quindi diciamo la condizione c'è, allora ricordaci il prossimo appuntamento per te. Sarà sicuramente il CDS di Marcia ad aprile, mi pare il 10 aprile ad Alessandria, e poi a maggio un altro 10.000 per il CDS assoluto. La mia società, sono gare che mi chiede la mia società ed è giusto onorare questo impegno. Ricordiamo anche a tutti il nome della tua società. Athletic Club 96 Bolzano. Okay, da tanti anni ti sostiene. Ultima cosa, ti vedremo un giorno anche correre una maratonina? Questo non lo so, ci sto pensando coi trail, però chiaramente prima gli impegni, che la parola data va mantenuta, e poi si vedrà in un futuro. Perché no? Bene, grazie Leo, vatti a vestire che non ti prendi qualcosa, complimenti. Saluto a tutti e complimenti. Grazie a te. Complimenti a te Leonardo Dei Tos, ci aveva promesso un'ora e 41 e 30, ha fatto un'ora e 38, quindi 3 minuti di meno. Complimenti, ricordiamo l'ex azzurro di Marcia che ha percorso la maratonina marciando. Ricordiamo che da qualche mese non è più un atleta professionista, ha deciso di rallentare, lavora e si allena solo nel tempo libero, però come ha detto ha mantenuto la parola nei confronti della società che in questi anni lo ha sempre aiutato e sostenuto, e gareggerà nelle gare appunto laddove deve rappresentare la sua società nei campionati, vari campionati societari. Intanto vediamo, continuano ad arrivare atleti e a sinistra c'è l'immagine dall'alto. Nel frattempo il sole si è oscurato e il vento quindi si fa sentire in modo più fastidioso, perché qualche grado è sceso e quindi per gli atleti un ristoro dopo la fatica. Non credo che avvertano freddo, perché dopo lo sforzo della gara saranno un po' accaldati. Adesso la strozzatura, diciamo, c'è per arrivare al ristoro. Tutti con le mascherine, bravi perché stanno davvero rispettando le norme, hanno corso i primi 500 metri con la mascherina, poi l'hanno tolta e poi l'hanno reindossata quando sono arrivati al traguardo. L'organizzazione provvede a fornirgliele se dovessero averla persa durante la gara, quando ovviamente non l'avevano indossata ma l'avevano verosimilmente attaccata ad un braccio. Tanto continuano gli arrivi, lo speaker li riconosce, li saluta, invita il pubblico ad applaudirli. Chiaramente per tutti
è un grande risultato, essere arrivati al traguardo e ottenere lo scopo per cui sono partiti, e cioè un tempo possibilmente migliore di quello che avevano in precedenza. E adesso invito la regia a inquadrare chi mi sta raggiungendo, è l'assessore Gianluca Posocco. Adesso vediamo se riusciamo a vedere l'inquadratura, la regia ci fa dei segni, eccoci qua. Allora Gianluca, intanto sei arrivato sull'ora e 40 e qualcosa, quindi bravo. E come ti senti? Bene, mi sento bene, complimenti a tutti veramente, alle persone lungo il percorso, ai volontari, una gara magnifica veramente, la gente sulle strade bella, veramente bella, sono contento. Beh, immagino, adesso al di là di tutto, immagino che tu sia contento anche per il risultato, perché sono un'ora e 44, insomma, per uno che non è un atleta professionista. Sì, infatti sono contento, il tempo è un tempo... È il tuo personale? No, non è il mio personale, però va bene, insomma, sto bene, quindi anche se non sembra, ma sto bene. No, beh, il fiato c'è, quindi è positivo. Ascolta, la domanda che faccio agli atleti quando vengono qua è: chiedo il tuo prossimo appuntamento sportivo. Gran Rail credo. Addirittura? I 50, non quella lunga. Sì. Però è una roba seria, quindi vediamo. Quindi allenati. Grazie a tutti. Grazie a te, complimenti a Gianluca Posocco per il risultato e per l'impegno che ci mette anche per allenarsi, per fare i 50 km del Grand Raid, che sarà davvero una gara impegnativa di sicuro, e sicuramente più di questa, quantomeno per la lunghezza. Continuano ad arrivare anche i pacer. Grande la loro prestazione, il loro impegno per quello che fanno per portare al traguardo gli atleti in un tempo prestabilito. Siamo arrivati all'ora e 51, quindi siamo sotto le 2 ore. Ricordiamo che il regolamento prevede le 3 ore come tempo massimo. Vediamo le immagini ancora dall'alto, suggestive dal nostro drone, del rettifilo del Viale della Vittoria. E vediamo arrivare altri atleti, sempre. Adesso sarà un getto continuo fino al traguardo finale. E nel frattempo ci sta raggiungendo in postazione il presidente del Consiglio Comunale Paolo Sant'Antonio. Allora Paolo, grazie, rappresenti la città, il sindaco l'abbiamo visto all'inizio ma non ci ha raggiunto, quindi ti chiedo formalmente un commento su questo evento che torna a Vittorio Veneto. È una bellissima cosa anche per il coinvolgimento. Allora grazie per l'invito, è sicuramente un bellissimo evento per la città. Diciamo che l'amministrazione comunale ha puntato tantissimo a questo tipo di eventi, grazie anche alla collaborazione della Scuola di Maratona, che è una delle associazioni più attive in città da questo punto di vista. Allora l'obiettivo è quello di valorizzare dal nostro punto di vista questo ben di Dio di colline che ci è stato donato, no? Ecco. E quindi di dotare sempre maggiormente di servizi le colline sull'Interland vittoriese e di moltiplicare il più possibile questo tipo di manifestazioni. Da questo punto di vista posso anche citare tutti i lavori di tabellazione, ad esempio dei sentieri che stiamo facendo grazie al nostro vice sindaco, che è l'assessore al turismo, e quindi stiamo anche tentando di valorizzare anche l'Interland, cioè dalla Valle Pisina, dai laghi di Revine, un po' tutto l'ambiente per gli appassionati degli sport outdoor. Ecco. Ascolta, volevo chiederti Paolo, una curiosità, avrei chiesto al sindaco, ma te lo chiedo a te perché il sindaco non l'ho visto, l'abbiamo sentito ieri. Adesso sarebbe bello immaginare un evento sportivo a Serravalle con Serravalle chiusa. Te lo chiedo anche da seravallese. Allora,
mi hai rubato quello che volevo dire successivamente. Ecco, pensiamo, ma anche molto nel futuro molto vicino, di fare degli begli eventi a Serravalle, uno molto bello, in cui finalmente chiuderemo Serravalle, perché il traforo è fatto e quindi Serravalle verrà valorizzata, oltre che dal punto di vista, diciamo, turistico museale, perché Serravalle dovrà essere valorizzata come un museo a cielo aperto, per cui alcuni tipi di progetti, anche dei musei, della riorganizzazione, dal mio punto di vista, questo è il mio parere personale, dovranno essere fatti, ma immaginiamo un bel evento, penso prima dell'estate, adesso non so le date, ma il vice sindaco ha già il programma in mente, in cui chiuderemo totalmente Serravalle e l'evento partirà da Serravalle e arriverà a Serravalle, quindi c'è una grande festa a Serravalle. Per noi che siamo serravallesi è anche una bella soddisfazione. Assolutamente. Bene, grazie Paolo, buon proseguimento di giornata. Grazie Alessandro, grazie. Grazie a Paolo Sant'Antonio, Presidente del Consiglio Comunale, che ha portato appunto il saluto della città. Il sindaco l'avevamo sentito ieri, l'abbiamo visto questa mattina alla partenza, dare il via della corsa assieme al sindaco di Sarmede, Larry Pizzol. E intanto continuano gli arrivi, siamo arrivati all'ora e 55, quindi mancano 5 minuti alle 2 ore. Gli arrivi si stanno aumentando, è davvero bello vedere tutti gli atleti. Guardiamo, gli atleti arrivano al traguardo con passo un po' più affaticato, diciamo, dei primi, questo è normale, però la vedete, le braccia spesso si alzano, la gioia di un atleta che arriva al traguardo di una maratona, di una mezza maratona, è sempre bella da vedere, perché questi atleti si allenano per ottenere la soddisfazione di arrivare al traguardo. Nel frattempo il parterre si sta popolando e si sta riempiendo di atleti che si accodano dopo aver ritirato la medaglia per andare verso il ristoro a prendere qualcosa, appunto, per recuperare energie dopo lo sforzo per la mezza maratona. Stiamo avvicinandoci alle 2 ore, sarà un momento importante anche quel traguardo, e poi si volerà verso il traguardo finale. Sappiamo che il tempo massimo è di 3 ore. Non abbiamo visto nelle immagini Silvia Furlani, chiedo alla regia se me la sono persa io, ma non l'abbiamo vista superata. Speriamo che sia ancora in corsa e che la rivedremo al traguardo qui in Piazza del Popolo. Vedete che gli atleti sprintano quando arrivano al traguardo come se fossero primi, l'abbiamo già detto più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Per gli atleti la mezza maratona e la maratona sono gare particolari, perché lo scopo è arrivare prima di tutto. Continua intanto la gara, continuano gli arrivi, siamo verso le 2 ore di corsa. Vediamo gli atleti con un passo un po' più appesantito rispetto ai vincitori, che ne dica lo speaker, che li vede tutti belli pimpanti, ma è giusto che sia così, che deve caricarli anche per quest'ultimo sforzo. Molti di loro sprintano con gli ultimi centesimi di energia che hanno in corpo, ed è anche bello così, perché insomma di fronte a un traguardo, di fronte a una bandiera tricolore da calpestare con rispetto, ma soprattutto di fronte a un arco d'arrivo, c'è sempre modo di dare qualcosa per trovare le ultime energie. Nel frattempo è atterrato il nostro drone e quindi le immagini dall'alto le vedremo solo in replica.
E comunque è stata bella anche vedere la nostra città dall'alto. Esatto, è stata, mi fanno notare che è stato un bel risultato anche farlo atterrare senza farlo precipitare, visto il vento che ha colpito, e lassù era ancora più alto. Invece è stato pilotato egregiamente da Davide Parpinello, che lo ha fatto restare stabile, ci ha fatto vedere queste immagini davvero suggestive dall'alto di Piazza del Popolo, del Monte Altare e della parte iniziale del percorso di questa 7ª Maratonina della Vittoria. Maratonina della Vittoria che è stata vinta, ma lo rivedremo anche sul podio alle premiazioni, è stata vinta dal keniano Peter Nwaniki Nyeru con 1 ora e 03 e 36, record della corsa frantumato davanti al ruandese Jean-Baptiste Simukeka, 1 ora 4 e 37, quindi 1 minuto di distacco ottenuto diciamo negli ultimi 4-5 km, quando c'è stato lo strappo decisivo in zona San Giacomo di Veglia, prima della parte di pista ciclabile che è stata percorsa in modo solitario fino appunto al traguardo di Vittorio Veneto. Superato il valico delle 2 ore, siamo arrivati al terzo di gara, 3 le ore massime per concludere ed entrare in classifica, quindi siamo passati alla 3ª ora dopo il superamento delle 2 ore di gara. Adesso diciamo che il grosso sta arrivando e poi resterà spazio per gli ultimi classificati. Si sa che da tradizione tutti gli atleti vengono ugualmente applauditi al traguardo, che siano il primo, che siano l'ultimo. Sentite lo speaker che invita ovviamente tutti ad applaudire, perché un atleta che arriva al traguardo di una mezza maratona va applaudito a prescindere dal suo tempo cronometrico. Vediamo il tavolo con le medaglie che si sta svuotando, ma ovviamente ci saranno le medaglie per tutti, è un cimelio importante, sono tutte medaglie artistiche. Chissà se poi riusciremo. Stanno arrivando anche gli amici di Diego, mi segnalano, eccoli qua. Vedete questo momento particolare, sentite i fischietti e vedete gli amici di Diego. L'applauso è più che meritato, eccoli qua. L'ultima fatica degli amici di Diego Maschietto, davvero bravi. 2 ore di sofferenza, di fatica per loro. Bravi davvero gli accompagnatori, perché immaginate, loro hanno percorso la mezza maratona spingendo una carrozzina, l'hanno conclusa in 2 ore. Capite che non è una cosa che si può improvvisare, bisogna allenarsi a correre spingendo una carrozzina, che non è come correre normalmente, e quindi meritano davvero l'applauso che, a onor del vero, sempre raccolgono. Stanno superando il traguardo, gli amici di Diego stanno ovviamente prendendo la medaglia che anche a loro spetta, perché anche a loro hanno percorso la mezza maratona. E immaginate la soddisfazione e la gioia di questi ragazzi che arrivano al traguardo dopo aver percorso la gara, dopo aver raccolto gli applausi e l'incoraggiamento e i saluti di tanti spettatori. Bravi davvero tutti questi ragazzi, chi li accompagna.
È davvero una grandissima passione che anima gli amici di Diego e sono davvero, davvero bravi, non finiremo mai di complimentarci con loro e di ringraziarli per quello che fanno. Mentre conclude la sua corsa Diana Foguroassi. Vedete sulla sinistra del teleschermo la zona medaglie. Chissà se riusciremo a inquadrare da vicino una medaglia per farla vedere. Stiamo cercando di mettere in difficoltà la regia, insomma, così se no si annoiano a far vedere solo immagini normali. Cerchiamo di complicargli un po' la vita, farci vedere delle immagini in particolare. Vediamo se arriverà anche la medaglia. 948, altro anfitrione vittoriese Pietro Canzian, mentre con 207 taglia al traguardo Riccardo Scaranaro. Continuano gli arrivi, vedete gli atleti, qualcuno scatta, qualcuno si piega sulle ginocchia. Eccola, Diana Galati, mentre questa è un'immagine da immortalare con Paolo Trentin e tutti gli eredi. Eccolo là, un papà con 3 bambini. È evidente che per loro è presto per correre, ma non mancheranno di sicuro con un papà che fa mezze maratone. Vorrei scommettere che il loro sport sarà l'atletica leggera. Vedete le immagini di gioia, finito lo sforzo dei 21 chilometri. Oscar Berlese. Al traguardo è sempre festa. Mentre in campo femminile è giunta Francesca Valmassoi. C'è della bella gente che sta arrivando in Piazza del Popolo. Vedete le ultime scarpettate sopra il tricolore che vedono coinvolto ora Carlo Gusolin. Carlo c'è, mentre in campo femminile vedete sulla destra quanto con lei in compagnia Riccardo Basso, mentre intanto tagliare il traguardo e vedo sullo sfondo posso avvicinarmi io, le immagini mi seguono. Siamo in diretta, allora complimenti anche voi. Sì, dopo li inquadriamo. Bentornati, come è andata oggi? Bene, percorso come al solito meraviglioso, un po' di vento contro ma ci sta, ma tutto a posto. Tanto perché le cose facili non vi piacciono. Eravamo già in cose difficili, nel senso eravamo un atleta per carrozzina, quindi è andata benissimo e vabbè. Quanti eravate oggi? Perché non ho preso... 12 ragazzi, anzi 13 perché avevo anche un ragazzo col tandem oggi con una sua disabilità e me ne mancavano 3-4 ma purtroppo il periodo è quello che è. E quindi eravamo 16 atleti, 13 carrozzine. Siete sempre grandissimi. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento facciamo Treviso, non facciamo la maratona quest'anno perché ci sono troppe corse, hanno spostato varie corse quindi faremo la 16. C'è una previsione di fare la San Nicolovere a fine aprile e a metà adesso stiamo valutando la mezza dei dogi, quindi cerchiamo di andare a mezza o maratone, ma è da capire perché poi manca la forza maggiore. Ma chiedetemi una cosa, una curiosità, voi che spingete, vi allenate in modo particolare, cioè anche spingendo oppure no? Siamo tutti quanti atleti tesserati di società sportive, quindi lo scopo c'è un allenamento normale e questo è più un divertimento. È chiaro che la nostra andatura non è sempre costante, quindi passiamo da fare 4 al chilometro a 6 al chilometro, diventa più dura questa che un allenamento normale. Ma insomma avete chiuso in 2 ore spingendo la carrozzina, non è proprio da tutti. Sì, era quello che avevo promesso a Ivan Cao, gli ho detto in 2 ore arriviamo. 2 ore precise. Sì. Adesso io mi tolgo e l'inquadratura comunque va bene, grazie. Grazie, complimenti. Grazie a lei. E 13 Clementina Polese e qui Vediamo un'inquadratura degli amici di Diego, eccoli qua che ci salutano, grazie a loro, grazie
agli amici di Diego, avete sentito il loro impegno e la loro bravura per quello che fanno e per l'impegno che ci mettono. Bravi e grazie e alla prossima. Bandiera gialla Amaranto, mentre col 131 chiude Laura Brichese con il numero 904, fedele ai suoi principi, chiude la sua corsa Tobias Caticcio. E con il numero 549 la chiusura della gara è per Giancarlo Mingore. Se avete fiato sprintate! Col 1099 taglia il traguardo ora Linda Ferro. Stiamo continuando a vedere gli arrivi, siamo a 2 ore e 10 minuti. Adesso vediamo, abbiamo chiesto al presidente Ivan Cao di farci vedere, vediamo se riusciamo a fare un'inquadratura stretta. Avevo promesso alla regia che gli avrei fatto un dispetto, eccolo qua, facciamo vedere la medaglia, vediamo da lassù, l'inquadriamo da lassù e facciamo vedere la medaglia, che è una medaglia artistica con la nuova telecamera etero-diretta, quindi mettiamo sotto stress la regia per fargli usare tutte le sue potenzialità. Ecco qua la medaglia della mezza maratonina della vittoria 2022, eccola qua inquadrata. Grazie Ivan, abbiamo fatto vedere anche la medaglia e abbiamo fatto faticare un po' anche la regia. Nel frattempo qui sul nostro fianco gli amici di Diego si stanno facendo una bellissima foto di gruppo, noi potremo inquadrarli da dietro, così facciamo un'inquadratura, una retrofoto, chiamiamola così. Vedete la schiena di tutti il bellissimo gruppo degli amici di Diego che si fanno fotografare dopo la loro fatica. Avevano promesso 2 ore ci hanno impiegato. Complimenti anche agli atleti. Eccoli là. Eccoli che si fanno fotografare. Nel frattempo continuano gli arrivi. Abbiamo superato le 2 ore, siamo a 2 ore e 10. Ecco. Grazie. Continuano intanto gli arrivi. Come vedete gli atleti non hanno più tanta energia per fare uno sprint, nel frattempo è tornato anche il sole, si saliranno anche i gradi e così ci scioglieremo anche un po' i muscoli. Ieri in presentazione l'organizzazione aveva annunciato l'estrazione di alcuni premi speciali e premi che sono stati appunto tutti estratti, allora li ricordiamo. Uno è già stato ritirato, ci sono altri 2 orologi da atleti Garmin, al numero 61 Davide De Biasi e al numero 605 Francesca Tosato, che se non ho visto male è arrivata sesta. Poi ci sono dei buoni spesa in articoli sportivi, al numero 1044 Giorgia Iuppi, al numero 1046 Pierluigi Noferini, al numero 1060 Domenico Arpai, al numero 703 Nicola Fusco, al numero 289 Marco Milani e al numero 937 Marta Buoso. Questi i premi estratti dall'organizzazione, come avevamo annunciato ieri. Uno è stato ritirato, gli altri ovviamente
verranno consegnati appena gli atleti si faranno sotto. Bene, quindi fatto anche questo annuncio dei premi estratti, vediamo ancora tutto il gruppone degli amici di Diego, sono davvero bellissimi questi ragazzi che si divertono nello spingere queste carrozzine. È evidente che loro sono atleti che si allenano per fare queste cose, perché correre una mezza maratona in 2 ore spingendo una carrozzina non è certo una passeggiata, e una persona senza un adeguato allenamento non ce la potrebbe fare. Quindi bravi, perché si allenano per fare questa iniziativa così meritoria e così generosa nei confronti di questi ragazzi che vivono delle emozioni davvero indimenticabili. Ricordiamo che sono nati a Bagnolo come club, perché Diego Maschietto appunto è di Bagnolo, però vanno davvero in ogni parte d'Italia e anche all'estero a portare i loro ragazzi, quindi complimenti davvero a loro e un grazie a nome dello sport. Intanto continuano gli arrivi, c'è un momento di stanca degli arrivi, probabilmente anche il numero degli atleti al traguardo sta salendo, però sentiamo l'informazione di servizio. Hanno vinto un premio le seguenti persone. Non è una cosa data, quindi lo speaker questa volta ci insegue particolarmente quest'oggi e si presenteranno al tavolo dello speaker a ritirare il premio subito. Adesso vedete la piazza del Popolo è animata, non so se la telecamera in alto riesce a inquadrare la piazza, e ci faranno sicuramente vedere tra poco. Ci sono dei gazebi, diciamo, promozionali. Questa è la bellissima facciata del nostro municipio e la piazza che è ancora popolata di atleti, di accompagnatori, di spettatori. C'è qualche tavolo per un po' di ristoro, è davvero un bel momento di aggregazione dopo 2 anni di sofferenza e di isolamento. Ci sono le mascherine, ma c'è anche la voglia di tornare a fare sport e tornare a stare insieme. Intanto continuano i traguardi, gli atleti arrivano al traguardo, gli danno la mascherina, se non ce l'hanno già, gli danno la medaglia e vanno al ristoro. Vedete che ci sono gli atleti che stanno arrivando ancora, un po' alla volta. Pierluigi Noferini, Domenico Arpaia, Nicola Fusco, Marco Milano. Allora ricordiamo il podio maschile è occupato dal keniano Nyeru, vincitore, davanti al ruandese Simukeka e al terzo classificato Kipruto. E anche questa non è male, questa inquadratura. La croce sul Monte Altare, vediamo questo primo piano, è davvero suggestivo, la croce che guarda Piazza del Popolo e protegge anche tutti i nostri atleti che hanno concluso il loro sforzo. La carica del 101 di Gabriella Stefani. O Stefani è meglio. Bene, continua l'arrivo degli atleti. Mentre sono in 2 adesso con i numeri 1134 e 1135 insieme tagliano il traguardo Giuseppina Bonatta ed Andreas Staffler. Chiude la sua corsa col pettorale 181. Nel frattempo lei, Roberta Zoninga, mentre a passo di marcia conclude con il numero 660 Enzo Furlan. Enzo c'è, e questi signori della Butto in Vacca che fanno troppo casino per indossare, poco casino per indossare quella maglia, giungono al traguardo.
In mezzo a sta gente saluterò uno per tutti, lui, Riccardo Osmieri. Allora vado a ripetere i numeri estratti fortunati che devono venire a ritirare un premio al tavolo dello speaker. Pettorale 605 Francesca Tosato, pettorale 1046 Pierluigi Noferini, pettorale 1060 Domenico Arpaia, pettorale 703 Nicola Fusco, pettorale 289 Marco Milani, pettorale 937 Marta Buoso. Mentre voleva passare inosservato, ma è arrivato Alessandro Bressan. Allora, tra 10 minuti circa andremo ad iniziare la premiazione. Pettorale 703 è arrivato a ritirare un premio al tavolo dello speaker. Vediamo il premiante se c'è ancora. Mezzogiorno e 10 inizieranno le premiazioni. Mentre io saluto questi nuovi arrivi, invito chi poi di categoria dovrà essere premiato a seguire bene la mia voce. Per entrare sul palco si entra da dietro le transenne della Garmin, grazie, da dietro le transenne della Garmin. Ripeto in italiano, si entra da dietro le transenne della Garmin. Tutto chiaro? Grazie. Bene, allora allo scoccare delle 2 ore e 21 vediamo un po' di classifica ufficiale. Salutiamo Mauro Ferraro, addetto stampa della scuola di maratona e della FIDA regionale, grande professionista. Allora, la classifica maschile ha vinto Peter Waniki Nieru di Runners Milano in 1 ora 3 e 36, è keniano. Il ruandese Jean-Baptiste Simukeka, il GS Orecchiella Garfagnana secondo in 1 ora 4 e 36. Terzo il keniano Eric Mutomi Riungo, Atletica Saluzzo in 1 ora 5 e 12. Al quarto posto il primo azzurro dell'Atletica Bruniera Pordenone Friuli Intagli, Abdullah Bamussa in 1 ora 5 e 37. A seguire Mike Kiperuto 1 ora 6 e 08, Andrea Mason secondo italiano in 1 ora 6 e 44. Settimo il marocchino Radouan Amedi 1 ora 10 e 15. Ottavo e terzo italiano Lorenzo De Conto in 1 ora 10 e 56. Nono Alderico Tonin in 1 ora 11 e 03. Decimo Stefano Rigoni in 1 ora 11 e 45. Classifica femminile, ha vinto la keniana Kingori della Podistica Torino 1 ora 11 e 05. Al secondo posto Cavalina Rimana 1 ora 11 e 58 del Burundi. E terzo posto per la Etiope Volkeba, Podistica Torino anche lei in 1 ora 17 e 59. Al quarto posto la prima italiana Erika Franzolini, maratonina udinese in 1 ora 18 e 3.
Quinto posto per la vittoriese Valentina Berlasconi, che corre per l'Atletica Mogliano in 1 ora 22:53. Sesto posto per Francesca Tosato dell'Alpago Tornado Run in 1 ora 26:10. Settima Paola D'Oro, Nuova Atletica Roncada, 1 ora 28:59. Ha superato l'ora e 30 di 41 secondi l'ottava arrivata Giorgia Bocchetto, Running Club Venezia. Nona Eleonora Bado della Spark 4 Padova, 1 ora 30:49. Decimo posto per Erika Venturini, gruppo sportivo Mercurius, 1 ora 31:17. Arriviamo all'11° perché è una vittoriese, Marta Santamaria, Atletica Brugnera Friuli Italia, 1 ora 32:53. Questi appunto i primi 10 che tra poco, non tutti, ma insomma i primi 10 della classifica maschile e femminile. Meglio che lo faccia avvicinare. Otello, mi fai avvicinare qua. Metto qua. Ah no. Bene, facciamo fare un po' di straordinari. Facciamo fare un po' di straordinari a Alex Ronazzo. Allora, siccome è tutto oggi che parli, ti faccio parlare ancora. Comunque è bello, di solito interviste, stavolta vieni intervistato. Allora Alex, un commento? Un commento, è una manifestazione questa che valeva la pena fosse riproposta dopo 2 anni di stasi, mettiamola così. È stata riproposta credo con i migliori altari, perché c'era praticamente tutta Italia ad esclusione di 6 regioni, c'era l'Africa, l'Europa. A questo proposito, viva l'Europa, cerchiamo la pace. Queste sono le manifestazioni che possono aiutare, al di là di qualsiasi retorica. Io credo che per me intanto è sempre una gioia venire dalle parti di Vittorio Veneto, dove sarò ancora in questi mesi in altre occasioni. Ho visto una gara dal contenuto tecnico veramente elevatissimo, i record non sono stati abbassati, sono stati demoliti, e questo credo sia la matrice propria della scuola di maratona Vittorio Veneto, che non lascia mai niente al caso. Quindi 1200 persone tutte accolte bene, tra le quali degli atleti di valore mondiale assoluto. Ascolta, curiosità, perché i nostri telespettatori non è che conoscono tanti speaker, ma come ci si allena a fare lo speaker come te? Si dovrebbe riposare in realtà, ecco, cosa che io non faccio. Ci si allena stando in mezzo alla gente, con l'esperienza, con gli anni che passano anche. Quanti anni sono ormai che racconti queste gare? Sono 350 eventi, 15 anni circa, tra manifestazioni soprattutto nazionali e anche qualcuna internazionale. Però devo dire che più passa il tempo e più io ritengo di voler restare tra la mia gente, quella più consueta, e continuare a dare il meglio in alcune cose che sono quelle fatte col cuore. Bene, grazie Alex. Complimenti alla Tenda TV, a tutti i vostri spettatori, è stato un servizio che ha molto agevolato anche il mio compito. Questo credo sia frutto proprio di una professionalità altissima. Faccio i complimenti a tutto lo staff di La Tenda TV. Arrivederci a tutti. Grazie Alex, grazie, buon lavoro, perché non ha ancora finito, deve ancora arringare la folla e soprattutto deve gestire le premiazioni, e sarà ancora da ascoltarlo. Nel frattempo non vedo Otello, ma chiedo alla regia se riesce in qualche maniera a chiamare il sindaco di Sarmede, che mi piacerebbe invitare qui al nostro microfono per sentire un po' anche dal suo punto di vista un commento su questa bella manifestazione, che come sempre vede
vede partecipare anche il comune di Sarmede, quindi stiamo aspettando, ci sta raggiungendo in postazione il sindaco Larry Pizzol, sempre molto disponibile. Eccolo qua, vieni pure sindaco, benvenuto, intanto grazie. Allora, non so quante edizioni ormai hai visto della maratonina? Diciamo che tranne i 2 anni di sospensioni, questa sarebbe la 7ª edizione alla quale presenzio. E per noi, quindi tutte? E quindi tutte quante. E per noi è una giornata importante perché significa comunque riprendere un qualcosa che dà un segno di rinizio e di normalità dopo i 2 anni che abbiamo trascorso, e devo ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati. Ho appena sentito adesso i miei a Sarmede, per fortuna è andato tutto bene, il percorso da quello che mi hanno detto è piaciuto ancora una volta, e quindi questa, oltre che essere una manifestazione sportiva, è anche un momento in cui far conoscere il nostro territorio e le bellezze che ha. Per quel poco tempo che possono stare qui gli atleti, però gli si dà il meglio che si può dare. Certo, l'accoglienza a Sarmede è sempre straordinaria, è anche una bella occasione per far entrare Sarmede in un giro sportivo, ma magari un giorno ci potrà essere una manifestazione tutta sarmedese sportiva. Ma sarebbe bello farla. È chiaro che comunque io penso che oggi come oggi, per dare proprio anche una pesantezza a quello che si decide di fare in termini positivi, bisogna lavorare in termini di comprensorio, di territorio, al di là dei confini amministrativi che ci dividono. E quindi la cooperazione tra comuni va più che bene. Certo, hai dimostrato di essere convinto di questo anche per il fatto della tua presenza, sei sempre venuto a tutte le partenze, quasi sempre anche all'arrivo o sempre. Sì, io alla partenza ci tengo ad essere, anche per dare un segnale di vicinanza agli amici di Diego. È un modo per dire: guardate che le istituzioni ci sono e su di voi contano, al pari degli altri. Bravo, grazie sindaco, è una bella testimonianza. Ti lascio andare alle premiazioni e alla prossima edizione. Grazie a voi per il lavoro che fate e alla prossima edizione, Dio volendo. Certo, sempre. Grazie Larry Pizzol. Bene, abbiamo sentito anche Larry Pizzol, sindaco di Sarmede, che ha tenuto a precisare appunto la presenza a tutte le edizioni. È bravo perché in fin dei conti lui è di Sarmede, la partenza e l'arrivo sono a Vittorio Veneto, ma lui non manca. È un bellissimo segno di presenza e di presenza appunto delle istituzioni che gli fa molto onore. Stanno per cominciare le premiazioni, siamo sul ora e 2 ore e 23. Andremo a cominciare le premiazioni. Tra poco seguiremo le premiazioni sul palco che è stato allestito dal lato dei giardini pubblici, quelli che Alex Zeronazzo ha chiamato i giardinetti, per noi vittoriesi sono i giardini pubblici, con tutto il rispetto. Nel frattempo si alza il vento, speriamo che ci risparmi. Siamo alle 2 ore 23:30, manca ancora poco più di mezz'ora alla conclusione del tempo massimo
di atleti stanno arrivando, ne sono arrivati già molti, ricordiamo che erano quasi 1200 gli iscritti in un bellissimo, una bellissima risposta dopo tanto tempo di sofferenza, e dopo 2 anni di stop di questa manifestazione che era pronta a partire per la sua 7ª edizione nel 2020. A poche ore dall'inizio è stato necessario sospenderla, diciamo una sospensione che è durata 2 anni e qualche giorno, e oggi eccoci qua. Iniezioni che verranno sul palco che vedete allestito di fronte a Piazza del Popolo, dall'altra parte della strada. Ripeto per i non udenti, per chi è arrivato adesso, e lo ripeto in italiano, chi dovrà essere premiato passerà dietro le transenne della Garmin. Dietro le transenne della Garmin, da dietro al furgone, grazie. Allora abbiamo ripreso dopo un po' di riposo l'assessore. Allora volevo cambiare discorso. Prima abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Sant'Antonio, ha parlato dell'iniziativa, ha tessuto gli elogi dell'assessore dello sport eccetera eccetera, ma l'ho provocato da Serravallese, gli ho detto, e ripongo anche a te la stessa domanda: a quando una bella manifestazione sportiva tutta serravallese con strade chiuse? Allora, dovrebbero esserci 2 manifestazioni, una a maggio, l'8 maggio, domenica 8 maggio, e col Madruk Trail, che l'anno scorso è stato organizzato in una maniera eccellente. Quest'anno ho visto che c'è la volontà di riproporlo, quindi a Serravalle. E poi il 10 luglio, domenica 10 luglio, avremo 2 manifestazioni sportive importanti in contemporanea, una a Serravalle, che è il Troy dei Cimbri, e qui in centro ci sarà l'Ultra Cycling Dolomitica, che è una gara molto particolare che arriva. Sì. Questo è positivo, ma ti butto un'idea, non per quest'anno, quella che citavamo anche ieri in sala rappresentanza con Oddone Tubia. Diversi anni fa, per qualche anno, a Sernaglia facevano una gara a eliminazione su un circuito podistica. Loro la facevano d'estate e di sera addirittura. Provo a immaginare l'anello di Serravalle chiuso al traffico con una gara podistica serale, non sarebbe male. No, infatti vi ho visto quando hai detto questo e Tubia mi ha scattato un qualcosa. È chiaro che non è il comune che deve organizzare una cosa del genere, ma magari sollecitate, adesso ovviamente lo faremo sapere anche alla scuola di maratona, alle altre società vittoriesi. Sarebbe addirittura bello che si mettessero insieme, ma sarebbe una roba, tanta roba, come si dice. Sarebbe tanta roba, infatti abbiamo delle grandi associazioni qua a Vittorio Veneto e magari parleremo insieme a loro, perché senza loro non possiamo fare niente, però loro sono molto molto attivi sul territorio, quindi è una bella idea, grazie. Grazie a te e buon lavoro e buone premiazioni anche a Gianluca Posocco. Vediamo, il drone è tornato a salire, ha ricaricato le batterie, speriamo che il vento lo lasci volare e non ce lo faccia piovere in testa, e soprattutto che non ci portino via chi li sto pilotando. Eccolo là, vediamo questa suggestiva immagine all'altezza da sopra il Monte Altare verso, vedete in basso la stazione di Vittorio Veneto, i giardini pubblici, o quelli che Alex Ronazzo ha chiamato giardinetti, offendendo l'orgoglio dei vittoriesi, lo dico ovviamente scherzando. E dietro vedete la Piazza del Popolo, dove attualmente ci troviamo, e vi stiamo raccontando questa 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, che volge ormai al termine. Stanno per cominciare le premiazioni e adesso sta stringendo, scendendo verso la piazza. Vedete in basso il palco delle premiazioni che sta per sparire dall'immagine. Adesso stiamo stringendo verso la fontana, che è spenta per i noti motivi di risparmio energetico. Adesso l'immagine se n'è andata e vediamo 2 atlete che festeggiano per aver concluso la loro fatica in 2 ore e 30 minuti circa. I minuti esatti non li vedo perché sono coperto. Ormai le autorità sono
Sul palco vediamo che si stanno preparando alla premiazione, c'è il sindaco di Sarmede, il presidente del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, la vice sindaco di Cappellamaggiore, Maria Rosa Barazza, il presidente di Vittorio Veneto Servizi, Roberto Biz, per una volta premiatore e non speaker del Carnevale, non so se quest'anno abbia fatto da speaker del Carnevale, più o meno, un pochino, ha fatto carriera, e il presidente della Federazione Provinciale Atletica Leggera, che abbiamo sentito prima, il vice sindaco di Vittorio Veneto Gianluca Posocco, nella doppia veste di atleta e di rappresentante delle istituzioni. Poi vediamo lo speaker Alex Ceronazzo che parla col presidente di Scuola di Maratona Ivan Cao, e quindi diciamo le autorità ci sono tutte. Adesso mancano i premiati, che sono sicuramente in dirittura d'arrivo e stanno per salire sul palco a raccogliere l'applauso dei presenti e anche dei concorrenti che stanno continuando ad arrivare. Stiamo avvicinandoci quindi alle battute finali di questa 7ª edizione della Maratonina della Vittoria. Vediamo il palco, sulla sinistra ancora le immagini dei droni che ci fa vedere la zona traguardo dall'alto. Che sono impegnati e saranno impegnati poi nelle premiazioni di passare dietro le transenne della Garmin. È bella questa immagine del palco con i rappresentanti dei 3 comuni su cui la Maratonina transita: Vittorio Veneto, Cappellamaggiore e Sarmede. Il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol, ci ha ribattezzato l'importanza di collaborare, di ragionare in termini di territorio e non chiudersi nei confini comunali, ed è bello appunto vederli insieme. Qui non è una maratonina, un evento sportivo di una città, ma di un territorio, il territorio che in questo caso comprende Vittorio Veneto, Cappellamaggiore e Sarmede. Per quanto riguarda l'Europa erano rappresentate la Germania, la Gran Bretagna, la Slovenia, la Croazia, la Romania, l'Italia, la Repubblica di San Marino, e quindi grazie a tutti gli stranieri che ci sono venuti a trovare qui a Vittorio Veneto. 15 regioni italiane, ne mancavano soltanto 6, quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno portato tanti dialetti diversi a correre nei 3 comuni limitrofi al vittoriese, quindi li avremo poi qua presenti: Sarmede, Cappellamaggiore e Vittorio Veneto appunto. Io inizierei nel frattempo dando per prima la parola, prima di iniziare con le istituzioni, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che è qui presente sul palco con il presidente della FIDA al Treviso, Dino Brunello, a cui vorrei fare un intervento proprio a nome della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Grazie, intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche alle autorità qui presenti. Per me è un onore e un piacere venire qui a Vittorio Veneto, perché oltre a questa manifestazione già domenica scorsa con il qui presente signor Biz eravamo in pista per una manifestazione provinciale riservata ai cadetti e alle cadette. Saluto il sindaco di Sarmede e il vice sindaco di Cappellamaggiore, ecco, oltre al presidente del Consiglio provinciale di Vittorio Veneto. Ecco, è un piacere, ripeto, oltretutto questa società che ha organizzato la Maratonina della Vittoria. Non ce ne voglia il presidente della FIDA provinciale, ma l'abbiamo già sentito prima. Abbiamo qui il responsabile dei Paces, allora Roberto. È andata bene come solito? Sì, è andata molto bene, complimenti all'organizzazione, una manifestazione sempre da 10 lode per l'impegno e per tutto quello che viene preparato sul percorso prima, durante e dopo la gara, quindi una gara che consiglio e pubblicizzo per tutto il mondo del runner. Abbiamo raccontato già prima in diretta, ma volevo ricordarlo: voi oltre a dare appunto il tempo ai maratonetti, quest'anno da un paio d'anni vi occupate anche della sicurezza.
Sì, esatto, la pandemia purtroppo ha colpito tutti e ha colpito anche il nostro modo di essere all'interno delle amministrazioni, dove era una nostra caratteristica fare aggregazione e fare gruppo. Questo non era possibile e quindi abbiamo dovuto reinventarci e giustamente ieri ci ha chiamato Pacer 2.0. Sì, noi praticamente collaboriamo con la manifestazione per garantire il rispetto dei protocolli del Covid, cioè mascherina, distanziamento, preparazione del distanziamento fino allo start e anche durante la corsa, quindi è qualcosa che non c'era e col Covid che era prevista noi ci siamo reinventati e collaboriamo con le manifestazioni per fare questa funzione. Toglimi una curiosità invece, venendo nello specifico del vostro ruolo di metronomi, come ci si allena per essere così precisi? Perché è giusto ricordare agli telespettatori che io ho perso già 2 scommesse con questo signore, perché lui garantisce un tempo e poi lo mantiene e io devo avanzare già 2 giri di sprint. Ma comunque, a parte questo, come ci si allena a essere così puntuali e precisi? Allora, io non faccio testo nel bene e nel male, dico sempre. Allora, gli atleti che fanno i pacer si allenano come tutti gli altri atleti, dedicano gran parte del loro tempo per i loro allenamenti, poi la domenica si mettono a disposizione di tutto il popolo del runner. Il loro allenamento non è diverso dagli altri, solo che viene coltivato la regolarità degli allenamenti, quindi si deve coltivare la regolarità, quindi cercare di intuire un tempo più idoneo, quindi ognuno di noi ha la sua caratteristica di velocità e la coltiva nel meglio modo possibile. Fai calcolo che noi facciamo 30-35 manifestazioni all'anno, quindi chi fa parte del nostro gruppo dopo qualche anno ha un bel bagaglio di esperienza, quindi è come tutti i lavori, bisogna coltivarlo, bisogna prepararlo, però sicuramente c'è anche una preparazione non specifica ma una preparazione per gli altri, quindi c'è la forte motivazione di non sbagliare, quindi di essere concentrati perché si ha una responsabilità di essere quelli che conducono gli altri, quindi ancora di più. Ascolta, ma è una maratona, voglio dire, uno che fa una maratona ha uno sforzo pesante, farlo con questo anche sforzo mentale di essere regolari, questo deve essere particolarmente difficile. Sì, allora faccio un esempio, la scorsa settimana eravamo su una maratona a Brescia, eravamo lì a fare il servizio e la maratona praticamente non è il doppio della mezza maratona ma è ben di più, perché dopo un certo chilometraggio, ce lo insegnano i guru della maratona, il nostro corpo purtroppo inizia a dare dei segnali di allarme che non siamo abituati. Sicuramente il nostro ruolo è quello di cercare il più lontano possibile di portare gli atleti a non pensare alla gara e di lasciare che il fisico, tra virgolette, sia rilassato, perché il grosso problema degli atleti è la tensione nervosa e cadere nel famoso buco dei 30 km. Sì, esatto, perché comunque un atleta normale si presenta a una maratona con un minimo di preparazione, quindi è adeguato al tempo che dovrà andare a concludere, quindi noi non facciamo altro che tranquillizzarli, incitarli, cercare di tenere un ritmo più costante possibile, di cercare di trasmettergli che è necessario rifornirsi, perché quindi è bere, vestirsi quando c'è bisogno, svestirsi, tutti i dettagli che fanno la differenza. Bene, complimenti Roberto, grazie per quello che fate a nome di tutto il popolo dei runner, anche di noi che lo seguiamo da dietro le telecamere. Grazie a voi, grazie alla vostra emittente sempre così presente e puntuale, grazie, sono orgoglioso di fare una scommessa per la prossima perché... Prima o dopo dovrò pagarteli si split. No, allora il bello delle scommesse è avere la possibilità di incassarle, no? Ecco, non si sa quando mai. Quindi la soddisfazione è quella, però siamo in amicizia e è il modo di scherzare, perché in questo momento qua si ha bisogno di ripartire e lo sport e l'atletica nello particolare ci dà la possibilità di ripartire. Esatto, grazie Roberto, buon termine di giornata. Grazie ai Pacer, gli originali, per questo appunto servizio autentico che danno e lo fanno con grande passione e grande professionalità. Avete capito quanto allenamento serva e che allenamento serva per essere in grado di accompagnare gli atleti
assisterli, aiutarli anche in uno sforzo importante come quello di una maratona, che comunque i pacer corrono. Cappella Maggiore, che porterà uno dei premi per i passaggi intermedi, e volevo sottolineare quanto la decorazione in vetro che sia portata qui dal comune di Cappella Maggiore sia una creazione di Elisa Cillo. Vado ora a presentare una delle figure storicamente istituzionali che si presentano al via della Maratonina della Vittoria. Credo da quando io la presento l'ho sempre visto, Larry Pizzo, il sindaco di Sarmede. Sì, buongiorno a tutti, sarete ormai appunto stanchi di vedermi. Beh, anch'io mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti fino adesso, e in particolar modo grazie alla scuola di maratona, scusatemi, alla federazione, perché tutta l'organizzazione di questo evento è partita ancora quando non si sapeva come saremmo stati presi oggi in termini di pandemia. Però ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato insieme, in sinergia, 3 territori, 3 comuni e le varie associazioni. Quindi un giorno in cui attraverso lo sport ritroviamo un po' di normalità, sperando che la vita e ciò che ci lega in termini di socialità torni come era prima. Quindi lo sport come elemento di ripartenza. E anch'io mi associo a quanto detto dal vice sindaco Maria Rosa Barazza. Tutto questo è possibile grazie alla rete di volontari che fin da subito hanno risposto alla nostra chiamata mettendosi a disposizione. Solo per i comuni di Cappella e Sarmede, tenete conto, abbiamo 60 volontari fuori in strada che questa mattina hanno collaborato con la protezione civile. E quindi grazie di cuore veramente a tutti quanti loro, e grazie agli atleti che oggi sono qui a Vittorio Veneto e che hanno onorato il nostro territorio e questo evento. Quindi buona continuazione a tutti e buona domenica. Non voglio tralasciare ovviamente figure di grande importanza per la manifestazione, quindi una figura che ha, diciamo così, una plurivalidità, ecco, eterogeneità. È il presidente di Vittorio Veneto Servizi, che è qui in più ruoli e in più vesti, Roberto Bizz. Grazie. Beh, hanno già detto tutti quello che si poteva dire. Come farmacie comunali siamo a fianco di Scuola di Maratona per questi eventi sportivi. Dopodiché, come anche presidente di Vittorio Atletica, non posso che essere felice di quello che vediamo oggi. Scuola di Maratona e Vittorio Atletica sono 2 sorelle, uno segue il settore giovanile, loro vanno ben oltre e oltretutto fanno un grande servizio che ha ricordato prima il vice sindaco, che ha ricordato prima il presidente Paolo Sant'Antonio, che è quello di tracciare i percorsi che stavano andando un po' in disuso, e questo è un grande valore che fa Scuola di Maratona, perché insomma il podismo si può praticare in pista ma anche fuori dalla pista, e quindi direi che è un grande applauso. Riuscire a fare una manifestazione del genere, come sempre, dimostra un grande coraggio, un grande giudizio, anche perché come tutte le associazioni viviamo di volontariato, senza di loro siamo persi. Quindi ancora il mio applauso a Scuola di Maratona e a tutti coloro che si mettono al suo fianco o organizzano qualsiasi manifestazione. Già alzarsi la mattina e farlo è già una vittoria, quindi un grande applauso a tutti questi volontari. Grazie. Un ringraziamento quindi a tutte le istituzioni che abbiamo citato. Noi andremo ora proprio alle premiazioni ufficialmente. Inizieremo con le premiazioni degli intermedi.
ed andrei a chiamare in ordine di galanteria l'intermedio femminile e subito in seguito l'intermedio maschile. Quindi al 10° chilometro vengono premiate per la podistica Torino Zippora Wanjiru Kingori. Traguardo volante del 10° chilometro, Zippora Wanjiru Kingori, grazie. Con lei andrei a chiamare sul palco Jean-Baptiste Simukeka. Eccola qua la Kingori che riceverà il premio del traguardo volante, e anche Jean-Baptiste Simukeka per il miglior passaggio al 10° chilometro. Entrambi sul palco, grazie. Applauso quindi ai due atleti rispettivamente portacolori di Kenya e Ruanda, che sono transitati per primi al traguardo volante del 10° chilometro. Zippora Wanjiru Kingori e Jean-Baptiste Simukeka. Thank you. Merci Jean-Baptiste, thank you. Allora andremo ufficialmente a premiare le classifiche assolute. Inizieremo per onor di galanteria naturalmente dalla classifica femminile. Prime 5 classificate. Al 5° posto con 1 ora 22 primi e 53 secondi porta i colori dell'Atletica Mogliano Valentina Bernasconi. Vittoriese la Bernasconi, già vincitrice di 2 edizioni della maratonina. Alla 4ª posizione per la maratonina udinese con 1 ora 18 primi e 3 secondi Erika Franzolini. Andiamo ora a risalire il podio dal 3° gradino. Medaglia di bronzo, porta i colori della podistica Torino, porta bandiera dell'Etiopia, in 1 ora 17 primi e 59 secondi, e terza, third place, Asmera Work, Bekele Wolkeba. Ed andiamo per la 2ª posizione, silver medal, 2nd place per l'Atletica Libertas Unicusano Livorno, 1 ora 11 primi e 58 secondi per la bandiera del Burundi, Kavalin Nahimana. Signore,
e signori, il momento è ufficiale per il Kenya al tempo record di 1 ora 11 primi e 5 secondi. Vince la 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, Zipporah Wanjiru Kingori. Dal quinto al primo posto, quindi salutiamo con un applauso le atlete donne alle prime 5 posizioni: Bernasconi, Franzolini, Wolkeba, Nahimana Kingori. Thank you and congratulations. Ed andiamo ora alla classifica assoluta maschile. Iniziamo dalla 5ª posizione per ASD International Security con 1 ora 6 primi ed 8 secondi per la bandiera del Kenya, Mike Kipruto. Sta arrivando qua al 5º posto il giovane Mike Kipruto. Alla 4ª posizione viene a classificarsi con 1 ora 5 primi e 37 secondi per l'atletica bruniera, porta i colori azzurri dell'Italia, Abdullah Bamussa. Siamo ora al 3° gradino del podio, bronze medal per l'atletica Saluzzo, porta i colori del Kenya con 1 ora 5 primi e 12 secondi, e terzo Eric Mutomi Ryungu. Alla 2ª posizione uno dei più longevi e storici atleti stranieri in terra italiana, classe 1983, poliedrico dalla montagna alla strada. Oggi ha dato filo da torcere al vincitore per il Ruanda, per l'Orecchiella Garfagnana, è secondo, silver medal, Jean-Baptiste Simukeka. Signore e signori, a Vittorio Veneto è il primo nella storia a scendere sotto i 64 minuti. Vince con il real time tempo record di 1 ora 3 primi e 36 secondi per il Kenya. Vince la 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, Peter Mwaniki Nieru.
premia il vice sindaco di Vittorio Veneto Posocco. Viene consegnata anche l'ultima trafila di premi a Peter Nieru, recordman della maratonina della Vittoria in senso assoluto. Entra in albo d'oro con il miglior tempo mai stabilito sui 21.097 metri. Consegniamo anche il premio successivo, eccolo qua, per Ternieru. I primi 5 quindi con l'applauso scendono dal palco Kipruto, Bamussa, Ryungu, Simukeka, Nieru. Congratulations and thank you. E allora noi avremo tutte le classifiche parziali delle categorie. Iniziamo con la categoria promesse femminile. Vince la categoria promesse femminile con 2 ore 14:59 Anna Varaskin. Anna Varaskin, se c'è. Sta arrivando Anna. Chiediamo naturalmente agli atleti di entrare da dietro le transenne e chi è in odore di premiazione di prepararsi già, grazie. Ecco la Varaskin per la scuola di maratona. La giovanissima Varaskin premiata per la categoria promesse, eccola. Atleta di casa Anna Varaskin, complimenti Anna, ciao! Ed ora andiamo a premiare la categoria promesse maschile che vede al secondo posto con 1 ora 11:03 per il gruppo sportivo Quantin Alderico Tonin. Secondo Alderico Tonin, che sale i gradini del palco per il Quantin Alpen Plus. Bravo Alderico. Vince la categoria promesse in 1 ora 6 primi e 44 secondi per la Silca Ultralight Vittorio Veneto Andrea Mason. Un applauso corale per le promesse. Ragazzi, grazie, ciao! Arriva il premio, i vibanesi, uno degli sponsor. Eccoli qua, Tonin e Mason schierati. Siamo alla categoria senior femminile ed andiamo al terzo posto di Susanna Girotto. Susanna Girotto, terza senior femminile. Seconda classificata tra le... Allora, chiedo agli atleti che sono in odor di premio per cortesia di prepararsi già pronti all'ingresso delle transenne Garmin, grazie, perché sennò dovremo fare la premiazione in notturna.
Signori, un applauso a lei che chiude a chiave la classifica della maratonina della vittoria. Seconda classificata tra le senior femminile è Francesca Kautz con un'ora 34:30. Seconda senior femminile Francesca Kautz o Kautz. Prima senior femminile è Francesca Carniel, un'ora 34:30. Senior femminile 35. Cari amici della Maratonina, Terza classificata per il Valchiese, Ilaria Pedri. Ilaria Pedri, terza classificata delle senior femminile 35. Seconda classificata Stefania Possamai. Eccola. Sale il palco. E prima classificata Erika Venturini. Ercole Lamanna insieme a Silvia Furlani sono sulla addirittura d'arrivo, signori. Questa donna che nel 1986 ha scoperto di avere un compagno audace ma non vincitore, porta oggi a Vittorio Veneto tutta la sua grazia, la sua tenacia e la sua forza di volontà. Signori, Silvia Furlani ed Ercole Lamanna al traguardo. Scusate, ma io non sento l'applauso, su! Ecco, stiamo vedendo nelle immagini Silvia Furlani che arriva. Ricordiamo che Silvia ha 61 anni e da oltre 30 anni fa i conti con la sclerosi multipla che la condiziona ovviamente nella vita, ma non ha rinunciato all'atletica, non ha rinunciato a partecipare a mezze maratone e a maratone. Ovviamente lei non riesce a farla nel tempo massimo, infatti è partita questa mattina alle 6 accompagnata da Ercole Lamanna, il vittoriese adottivo, diciamo, da tanti anni in città, che corre scalzo. Vedete che anche oggi ha fatto la sua mezza maratona scalzo e l'ha accompagnata in questa avventura. È partita alle 6 di stamattina, quindi ha impiegato un po' più del previsto, probabilmente anche il tempo, il ventoso, non le ha consentito di stare sotto le 6 ore, ci ha impiegato un po' di più, ma è arrivata. Ed è questo il suo importante traguardo, l'ennesima mezza maratona che porta al traguardo, nonostante appunto la sua difficoltà di deambulazione. Complimenti tanti a Silvia Furlani, che ha concluso la sua impresa, come dice lei, portando a spasso la sclerosi multipla. Proseguiamo ora con la senior femminile 45. Al terzo posto abbiamo Lucrezia Salvi. Seconda classificata abbiamo Giorgia Filippi. E prima classificata abbiamo Francesca Tosato. Eccola la Tosato Francesca che sale sul palco. Complimenti a voi.
Applausi corali dal pubblico per le Master 45. Signore e signorine, ciao. Nel frattempo, mentre continuano le premiazioni, vediamo ancora immagini d'archivio insomma, di questa mattina, quando è partita la 7ª edizione della Maratonina della Vittoria. Le immagini suggestive dal drone che facevano vedere la partenza e i primi metri del biscione di atleti, 1200 circa, che sono partiti appunto alle 9:35 da Vittorio Veneto per la loro impresa. Mancherebbe la Santa Maria che sta arrivando. Ecco Marta Santamaria vittoriese sul palco, seconda di categoria nelle senior femminile 50. Ricordiamo che Marta Santamaria ha portato a casa anche medaglie di carattere europeo in questa disciplina. Grazie a voi signore o signorine, arrivederci, ciao. Senior femminile 55 che vedono al terzo posto Valentina Vianello. Eccola, seconda classificata Erika Scuttari e prima classificata Giorgia Bocchetto. Eccole sul palco le Master 55. Continuo a sentire timidissimo questo pubblico, applausi! Signore o signorine, sguardo alla press. Arrivederci, ciao! Senior femminile 60, al terzo posto abbiamo Lorenza De Franceschi, c'è. Seconda classificata abbiamo Barbara De Nicolao e prima classificata per la Slovenia Maria Brummen, c'è. Eccoci, chiediamo l'ultimo sforzo a Silvia Furlani, ovviamente anche a Ercole Lamanna. Abbiamo raccontato della tua impresa, ci avevi detto che Ercole ti avrebbe portato un secondo sotto le 6 ore, non ce l'abbiamo fatta. No, perché a parte abbiamo avuto sempre, non per essere un po' tanta roba, ma abbiamo sempre avuto il vento contrario, no? È stata veramente un po' dura. E poi il percorso io pensavo fosse abbastanza veloce, invece era abbastanza impegnativo. Comunque non mi sono annoiata, come avevo promesso, mi sono divertita un sacco. È come gli organizzatori ormai, colpa loro. Io tornerò anche l'anno prossimo ormai. Bene, allora quante gliene hai raccontate in 6 ore e 40? Guarda, di tutto di più. E poi ho avuto modo di sperimentare una nuova disciplina. Il barefoot running, retro running, perché dall'arrivo dei primi concorrenti in poi ero sempre indietro a guardarmeli tutti arrivare, quindi è stato bellissimo, dai, un'esperienza diversa, dai. Allora Silvia, complimenti ancora, ti rivedremo il prossimo anno, ma in un anno quante mezze o maratone fai? Non lo so, dipende quanta gente ha piacere di avermi, perché è sempre quello il problema, perché io sono tanta roba, no? Bene, buon rientro Silvia, grazie e complimenti ancora. No, grazie infinite a voi per avermi ospitato, grazie mille. Grazie Silvia. Ercole, contiamo di rivederti con Silvia, ma anche da solo con qualche iniziativa, assolutamente, è sempre un piacere. Grazie mille a voi, ciao. Grazie a Ercole, grazie a Silvia. Abbiamo ora la classifica delle senior 70, al secondo posto per l'Atletica Vittorio Veneto Pasqualina Dare.
Al primo posto per gli amici di Lutrano Angela Copre. Eccola che arriva Angela Copre. Sale sul palco Angela, grazie. Arrivederci a voi. Andremo ora a iniziare tutta la schiera delle categorie maschili, iniziando dai senior, categoria senior master maschile. Terzo classificato è Stefano Rigoni. Secondo classificato è Lorenzo De Conto. Lorenzo De Conto secondo, eccolo che arriva Lorenzo. Tra l'altro Lorenzo che ha grande confidenza con uno degli sponsor. E primo classificato per l'atletica Brugnera è Raduan Ahmedi. Tendiamo il premio a De Conto, grazie. Ovviamente agli uomini non viene dato l'omaggio floreale ma la bottiglia di prosecco. Ricordando di essere Hassan rappresenta il primo che è Raduan Ahmedi. Li abbiamo messi giusti, sorriso alla press, complimenti ragazzi, ciao! Categoria Senior Master 35 che vede al terzo posto Giuseppe Cesco, Senior Master 35, Giuseppe Cesco terzo. Secondo classificato Steve Bibalo. E primo classificato Alessandro Fagherazzi. Cesco terzo, Bibalo secondo, Fagherazzi primo. Arrivano i premi dei Senior Master 35, eccoli, primo e secondo. Un applauso ai Master 35, ragazzi, grazie, ciao! Per la Senior Master 40 al terzo posto abbiamo Leonardo Massens. Secondo classificato abbiamo Martino Marzari. E primo classificato abbiamo Matteo Vecchietti per la Val di Cembra.
Applausi ai Master 40. A voi ragazzi. Ciao. Andiamo ai Master 45 con terzo classificato Tiziano Pretto. Secondo classificato è Hassan Guial. E primo classificato è Marco Badali. Viene premiato Marco Badali per il Naonis. Applausi dal pubblico, ragazzi, ciao! Per la Senior Master 50 abbiamo al terzo posto Max Nardo. Al secondo posto Nello Bruno Decolò. E al primo posto Ivan Geronazzo. Senior Master 50, ecco che arriva Geronazzo. Vado a richiamarli, Nardo, Decolò e Geronazzo sul palco Master 50, grazie. Eccolo qua il signore dell'Ultra Trail italiano Ivan Geronazzo che si permette un'ora 19:50 sulla mezza maratona. Applausi ad Ivan Geronazzo. Ciao Ivan. Per la Senior Master 55 al terzo posto abbiamo Giuseppe Frison. Secondo classificato abbiamo Franco Zanardo. Ritira. E primo classificato è Arno Todesco. Applausi ai Master 55. Signori, ciao! Per la categoria Senior Master 60 abbiamo al terzo posto Luigi Corocher. Secondo classificato abbiamo Rolando Witt. E primo classificato abbiamo Claudio Boldrin. Eccoli, il secondo e il primo. Attendiamo la consegna ovviamente del pregiatissimo vino prosecco. Che male non fa, anzi fa molto bene. Signori, un sorriso alla press, a voi. Ciao! Siamo alla Senior Master 65 che vede al terzo posto Gabriele Zanchetta.
Secondo classificato Diego Bovolato. E primo classificato Donato Piacentini. Ormai si conoscono come le loro tasche questi avversari. Signori, io vi faccio i miei complimenti, ci metto sempre la firma con una forma come la vostra. Anche 2 firme. Il vino ce l'abbiamo tutti? Tutti, ciao! Abbiamo la Senior Master 70 che vede al terzo posto Severino Berto. Severino Berto, terzo. Secondo classificato è Roberto Crosato. E primo classificato è Luigi Callegaro. Crosato secondo, è già sul palco. E quindi tributiamo un grande applauso a Roberto Crosato per l'Atletica Vittorio Veneto. Complimenti Roberto e grazie. Ciao. Ultima delle categorie a premio, la Senior Master 75, che vede al secondo posto per il gruppo sportivo Fraveggio Luigi Lucin. Eccolo, vince la Senior Master 75 Gino Faccin. Arriva ora anche la bottiglia celebrativa già per entrambi. Un applauso agli senatori della Maratonina e complimenti. Arrivederci, ciao. Non ci può essere chiusura senza il discorso del presidente. La parola ad Ivan Cao, presidente della scuola di maratona Vittorio Veneto. Non vi porto via tanto tempo, solo per chiudere un grazie ancora all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e a tutte quelle che siamo transitati con la maratonina. E come hanno detto tutti prima, un grazie di cuore a tutti i volontari e a tutto il team della scuola di maratona, da Vittorio Boreale in poi, che hanno fatto veramente un lavoro egregio e l'hanno fatto con, come si dice, l'elemento principale per far bene una manifestazione, l'hanno fatto con il cuore. Quindi veramente bravi volontari e grazie di tutto. E per non tralasciare nessuno, gli sponsor, perché senza di loro non si farebbe niente. Non ci dimentichiamo però un piccolo particolare. Abbiamo ancora un piccolo premio da dare, che sono bancari femminili e bancari maschili. Quindi rubo un attimo il lavoro ad Alex e chiamiamo Bezzon Mara e Carlini Romana per i bancari femminili. Questo? Sì, e dopo abbiamo il numero 3 del Col Mauro, Piagentin Donato e Todesco Arno. Alex, vediamo se dopo mi dai il voto. Quindi con questa premiazione direi veramente di salutarci. Noi adesso siamo ancora caldi, quindi come si dice
si batte il ferro che in caldi, quindi vi aspetto il 3 aprile a Cordignano al Trail del Patriarca e dopo saremo di nuovo a Vittorio Veneto, a Serravalle a luglio, quindi ne abbiamo sempre da farvi correre. Seguiteci e grazie ancora. Ciao! Bene, abbiamo seguito fino all'ultima le premiazioni di questa 7ª edizione della Maratonina della Vittoria, che tornava dopo 2 anni di stop. Adesso è anche calato il vento, è salito il sole, sembra una beffa dopo aver fatto battaglia con gli striscioni e i gazebi per mantenerli in piedi. È stata un'edizione da record e i primi 3 maschi e le prime 2 donne hanno abbassato il record che risaliva al 2019. Per la cronaca, la gara femminile è stata vinta dalla keniana Kingori in 1 ora 15:05, la gara maschile dal keniano Peter Nwanki Nieru in 1 ora 3:36, 2 gare da record, un'edizione straordinaria. Penso che sia il miglior modo per ricominciare una stagione sportiva e un movimento sportivo che è tornato quello del prima del Covid, o almeno speriamo che sia così. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri telespettatori, ringraziamo la regia di Federico Campodall'Orto, gli operatori Mirko Andretta e Davide Parpinello, l'operatore in moto Alessandro Bolzan. Vi abbiamo fatto godere e seguire al meglio, crediamo e speriamo, questa ennesima manifestazione. Non mi resta che ringraziare appunto tutti quanti di averci seguito, i nostri telespettatori, chi ci ha seguito sul web, e darvi appuntamento alla prossima manifestazione.